Amici bellini, i rumori, sappiate, ci sono rumori che non posso controllare, posso proprio gestire. Ormai ci siamo abituati anche a quello. Allora, via con tutta calma, con tutta... Dove sta? Ah già, sì, lo so perché ho fatto un po' di modifiche. Va bene, allora cominciamo, salutiamoci, guardiamoci nell'anima e salutiamoci. Salutiamo gli amici di Fan Rating, sempre qui come logo, perché la live è condivisa. Iscrivetevi a Fan Rating, trovate tutte le cose nella descrizione, nell'app potete dare i vostri voti, potete vincere delle cose, è una cosa straordinaria. E salutiamo tutti gli amici bellini che stanno raggiungendoci e mi hanno detto poi dopo, qualcuno mi ha detto fai concorrenza a Sanremo. Ovviamente ho sentito che si faceva Sanremo, non sapevo che fosse già iniziato, non ci ho pensato nemmeno. Potete tenere un occhio a Sanremo, un'orecchia a Sanremo, un occhio qua, un occhio a me, un orecchio a loro, veramente non fa niente. Poi si tratta di musica, lo capisco, io sono parecchi anni che non lo seguo, ma per una questione anche di opportunità. Poi lo seguirò più che altro per i meme che usciranno, ecco, giusto per capire i meme mi renderò conto. Andiamo a fare un pochino di saluti iniziali. La onnipresente Angela Torre, la straordinaria Polly, c'è Christian, c'è Davide, Stellina, c'è Gaetano, Artemisio, l'ottimo Tore Falanga, il Marietto delle Vedove, il Giorgio Mele. Troppo belli siete, 70 like preventivi, veramente straordinario, siamo più che carichi. Matteo Fragnito, vedi come hai aggiustato anche la G perché io così ti leggo. Francesco Fucci, Luigi Derrotti, Davide Palma, Stream Element sta funzionando e questo è importante. Diego Pugliese, che voglio ringraziare per la donazione anticipata addirittura, troppo bello, grazie mille Diego. E ringrazio anche il Tore Falanga. Vedi, questo era importante, che tra 2 settimane sono al Camp Nou, perché ha preso i biglietti. Grande Diego. E questo, ragazzi, questo è il mese, questo è il mese, non voglio più sentire quei fatti, usciamo dall'Europa League per concentrarci al campionato. Giochiamocela questa partita, vediamo che cosa succede. Buonasera al signor Loturzo. O Turco. Signor Turco. Un abbraccio Vittorio. Un saluto a Sir Tom, grazie mille. Antonio, Francesco Perrone, ti recuperi la live domani e per me è comunque un'ottima cosa. Maria Mosca, un abbraccione. Mauro Garofalo, Vittorio Martina, l'ottimo Losco, e fatemi ringraziare anche, dai un bacetto a Leonardo, e fatevi ringraziare Tore Falang. Chi non lascia un like bellino è proprio Nucaino. Bentornato Acuto. Sì, Acuto, perché poi ricordiamoci che Osimhen potrebbe essere di nuovo un nuovo acquisto, ricordiamocelo. Tore, io sto pensando proprio tutti i giorni intensamente ad Osimhen, a quanto era pericoloso lui e quanto rendeva pericolosa tutta la squadra, perché noi, se poi vogliamo, abbiamo fatto un po' di analisi approfondita anche a livello di numeri e abbiamo perso un po' di pericolosità in attacco ed era evidente ed era inevitabile anche, quindi speriamo veramente che Osi torni carico e sicuro, speriamo che torni devastante come già lo era. E Acuto, su Acuto fammi dire questa cosa, veramente un visionario, perché faceva queste cose dei doppiaggi particolari, divertenti in napoletano molto prima di molti altri che poi sono diventati virali, e lui lo faceva senza l'aiuto né di nessun TikTok, di nessun Instagram, YouTube a stento si utilizzava, andavamo sul sito di Acuto e i video giravano via mail. Un genio. Buonasera Carmine.
Francesco Pirozzi, Stagman da Colorado Springs, Houston, abbiamo un problema Houston, spero proprio di no, ciao Marco, ciao Angelo, Christian Cheval, ha cominciato con Achille Lauro nudo, quindi già i meme, perfetto, allora non c'è proprio dubbio, non c'era che da aspettarsi nient'altro. Benissimo, Bellino, sì, l'avevo capito. Buonasera Francesco L. Nuova grafica, amico mio, sto cercando di essere più, poi ne ho parlato anche con Tore, è un work in progress, devo migliorare, migliorerò. Come i giocatori migliorano, i giocatori crescono e anche gli youtuber devono crescere. Un abbraccio a Tabon Mock, sempre Forza Napoli. Ciro Neroni, buonasera, appena ci sciogli il dubbio Anghissà, il Napoli ha l'obbligo di riscatto ma c'è la possibilità che possa entrare. Non è un obbligo, Ciro, non è un obbligo, credo si tratti di diritto di riscatto, che questa cifra che abbiamo sentita fissata sui 15 milioni, non è assolutamente tutto fatto, bisogna vedere se il Napoli potrà permetterselo, se il Napoli vorrà permetterselo, siamo lì in attesa. Niente, Sanremo solo amici bellini e non vi ho scordato like. Antonio, grazie mille, siete straordinari. Vedi, chiedono in chat cosa ne pensate di Cabral, e mo la domanda mia, Antonio, è quale dei due? Perché ne sono arrivati due in Italia in questa finestra di mercato. Quello un po' più famoso, diciamo, per il suo rendimento, è stato preso dalla Fiorentina. Un altro meno famoso, almeno io non lo seguivo, dal Portogallo, se non sbaglio, va alla Lazio. Quindi anche la Lazio qualcosina alla fine l'ha fatta, togliendosi Murichi e prendendosi un altro Cabral. Vediamo un pochino. Un saluto a Davide Marconi. Carmine si era dimenticato il like, ma capita Carmine, non siamo assolutamente permalosi. Like preventivo, vedi, quello poi è più facile. Buonasera Vivi, Antonio, Roberto, Giovanni Cirillo, che io lo anticipo, ma insomma una sorpresa. Ci saranno dei contenuti anche inediti e inaspettati sul canale, grazie all'amico Giovanni che sta per preparare una cosa, e secondo me ci saranno belle cose da vedere, da far vedere, da condividere. Quindi Giovanni, siamo in attesa. Luigi ha lasciato il like, molto bene. Commento da Generazione Z, Sanremo lo guardano solo i boomer. E come gli dai torto a Marietto? Come gli fai a dargli torto? Osimhen sta tremando che vuole segnare, è proprio vero Nicola, è proprio vero, è quella, sai, quella protesta contro Politano, oh, il pallone devi dare a me, devo segnare, sta proprio come un pazzo, veramente sta come un pazzo, e speriamo presto si possa sbloccare, così anche scarica energie nervose e evitiamo queste cose, magari con i compagni, un pochino con l'arbitro, con gli avversari. Deve stare tranquillo perché gli devono dire tu sei devastante, glielo devono ricordare, sei devastante, come stai calmo, certo devi avere quel nervosismo muscolare, essere sempre pronto così, ma non mentale, perché sarà lui a mettere in difficoltà gli avversari senza dubbio. Semp Grizz, leggermente sfazzeriati, lo so amico mio, non me ne parlare proprio, perché veramente senza campionato non si può stare. Io ho limitato per quanto possibile i video inutili, qualcosa ho cercato di farla a modo mio, di commentare notizie a modo mio. Qualcuno lo ha apprezzato, qualcuno no, ma veramente è complicato senza campionato. Per fortuna questa è la settimana che ci riavvicina al campionato, e sarà un tour de force, perché siamo fermi e poi ne dobbiamo mettere 6 partite una dietro l'altra in 21 giorni. È veramente una cosa particolare, almeno particolare, questi calendari. Il top di Acuto era Bruce Lee nel bosco di Capodimonte. No, veramente troppo forte. Varchetella, per esempio, resta pop culture. Cioè, corri Marchetella, cioè, veramente una dietro l'altra, non sbagliava un colpo. Ciao da Boise, Idaho.
Grande Giovanni, how are you? Anche da voi si mette l'accento sulla R, no? Che poi quando noi studiamo l'inglese a scuola, how are you? How are you? Come stai tu? Qua a New York, how are you? How are you? L'accento capita sulla R, how are you? E non aspettiamo nemmeno la risposta, questa è la cosa bella. Non lo so se si fa anche negli altri paesi d'America, ma a New York, are you doing? E la risposta è how are you? Cioè, come stai? La risposta è come stai. E non rispondiamo mai great, I'm good. Non rispondiamo mai, è sempre una cosa, vabbè, non mi interessa. Come stai? Per educazione rispondo anche io come stai. L'ho dovuto imparare a mie spese. Sanremo di già, ma non come i programmi trash stile posta per te. Ah, non lo so a che ora inizi. Sì, può essere più sul tardi. Poi deve finire tardissimo, anche quello è un meme. Mai come oggi è martedì, caro Vincenzo, è proprio vero. Guarda quanto sei bello anche lì in foto. Meraviglia. Work in progress. Buonasera System Failure e siamo a 100 like. Applausi. Buonasera Luciano. Da Cabral a Cabron è un attimo. Quello del Basilea un po' lo conosco molto bene, quello che andrà alla Lazio mai sentito. Vedi, quindi non avevo tutti i torti. E poi Marietto, vedi, io mo devo esaltare la linea verde del canale, la community di quelli più giovani. Tu, quando è uscita la voce, che poi era un rumor che non lo so quanto affidabile, ma insomma si parlava di Alvarez, e Marietto delle Vedove, mai come nessun rumor assolutamente mi ha contattato, ha detto vale questo è pronto, questo è forte, questo qua, se viene questo qua io faccio il pazzo. Dove va a finire Alvarez? Va a finire al Manchester City. Vuol dire che ci aveva visto giusto Marietto, che non l'aveva detto così per caso. Gli chiedo anche di Ceballos, capito? Gli chiedo di altri giocatori del campionato, insomma dei campionati sudamericani, e lui mi dice sì, ma forse non è ancora pronto. Marietto ci vede lungo. Un abbraccio Davide. Niente Sanremo, va benissimo ragazzi, ma Paratici che prende Kulusevski e Bentancur per apparare la spesa su Vlahovic, caro Vittorio, questa è lo capisco, è un po' clamorosa, insomma, idem succede con Romero, è come se Paratici comprasse giocatori che già conosce, che già sa, va sul sicuro o meno. Poi non lo so che tipo di impatto avranno nel campionato inglese Bentancur e Kulusevski, pagati tanto, pagati poco, pagati il giusto, non lo so, ma questo significa anche avere, come si dice, i rapporti, no? La potenza è anche questa, insomma, tutti liberi di un dirigente che va a finire in un'altra squadra e qua c'è il rapporto, e nel momento che ti serve vieni da me così, pagamelo così e così e così, e non credo che ci sia stata una trattativa, sai, al ribasso, no, non posso proprio fare, no, te ne do 15, ma forse 25, no, cioè stretta di mano e tranquillità, anche perché la proprietà del Tottenham è una di quelle più ricche al mondo, quindi si possono permettere queste altre. Qua in Brasil si dice la colpa è do Cabral, è un modo di dire il capro espiatorio, vedi? Straordinario. A breve inizia un po' di preparazione, la manteniamo come sorpresa, qualcuno lo può indovinare se ha voglia a cosa si sta preparando l'amico Giovanni. Più caffè per Osimè, l'amico Putin, non l'avevo visto, bellissimo. E speriamo che Osimhen non esce pazzo solo lui e fa andare al manicomio gli altri. Osimhen calmo, che si è stato espulso proprio contro il Venezia. Vedi, bello spunto, ce lo ricordiamo, prima giornata di campionato Osimhen viene espulso, ma poi ricordiamoci anche come viene espulso, proprio una roba mai visto un'espulsione per una sbracciata nemmeno violenta, viene un po' a poi si libera dell'avversario, espulso, poi abbiamo visto altre cose. Lasciamo perdere la nominata, speriamo insomma di non vederne più di cose così. Ovviamente si calmo, e io dico anche calmo col fatto della mascherina, perché mi rendo conto che lui c'ha voglia di togliersela, che sta come un pazzo, si è allenato senza, così ci dicono, però ovviamente l'allenamento con i compagni non ci vanno duro,
È ovvio, i giocatori del Venezia invece sì, non si faranno scrupoli e quindi piano piano. E quindi calma calma. E martedì oggi c'è l'obbligo di arrivare a 500 like. Vi sfido, cari lurcatori. Messico 86 a Sanremo. Wow, bellissimo. Che meraviglia. Che meraviglia. E io vi anticipo che oggi la live la teniamo un po' più breve perché devo andare a fare delle cose musicali con una band e ultimamente c'ho delle cose in testa, sono ispirato, voglio scrivere canzoni nuove, quindi state tuned, non so cosa succederà, non lo posso mai sapere. Allora, no, ma Picalo temi solo tu. Il Venezia comunque contro l'Inter ha dimostrato di essere squadra. Non è il Venezia, ecco, questo è importante già dirlo. Non è il Venezia, non è quello che abbiamo affrontato alla prima giornata. Loro hanno veramente pagato lo scotto dell'esordio, insomma, una squadra giovane, fresca, però avevano proprio paura. Si vedeva che avevano un timone reverenziale del Napoli nella prima giornata. Attenzione, è una squadra molto diversa che si è organizzata bene, hanno fatto anche degli acquisti, bisogna stare molto molto attenti, molto molto attenti. Cosa positiva della sosta è che almeno non bestemmio il calendario il fine settimana. Allora abbiamo capito che con il calciomercato dobbiamo cambiare strategia, facciamo uscire voci di giocatori scarsi, così se li prendono altri, perché qualsiasi nome prendono altri. Da buone, sì, anche tu hai ragione, alla fine, fammi mettere un po' più alto, perché questi... forse posso pure cambiare il modo, perché minimal, così si capisce, il block, forse così non è, ma bubble, così o classic, block, vediamo block come funziona. No, bubble, preferisco bubble. Sì, i nomi accostati poi se li prendono sempre gli altri, non sappiamo se i nomi vengono fatti a caso, a volte vengono fatti a caso, altre volte tu non fai proprio parte della trattativa, perché secondo me Nandez non faceva proprio parte di nessuna trattativa. Attenzione ad Oliveira, perché adesso stanno uscendo i rumor che non è fatta assolutamente, che ci sono altre squadre interessate e che non è fatto assolutamente niente. Quindi anche lì piano piano, e facciamo, visto che parliamo di terzi sinistri, facciamo gli auguri a Fosi Gulam. No, Vincenzo, sto bene, dormo quando capita, questo sì, tra fusi orari e cose varie, dormo quando capita, ma sto bene, non sono eccessivamente stanco. Male schiena, sì, chi ha visto il video di prima, dove ho parlato della cosa di Bobotto, un po' di mal di schiena sì, ma capita perché è l'età. Buonasera, già pazienza, cacciate un like, non vogliamo sordo, ma se non mettete un like spiccio, vagasci una bolla una bolla in coppa, no, si ferma lì, fortunatamente, perché sulle mani ovviamente si intende. Ciao da Oslo, vi chiamo da Oslo, sentite il palazzo di vetro? Si è rotto il vetro. Allora, sì, dormo poco e male, è vero Frank, lo sapete. Il Sasiccio, ecco, come Maximovic o Sasiccio. Incredibilmente più like che spettatori, ci sono un sacco di amici bellini che entrano solo per i like, anche se no... È vero, Losco, è vero, io apprezzo assai. Il fatto del like preventivo è diventato proprio veramente l'esempio della cortesia degli amici bellini, perché poi così, bellino questo significa, non significa estetica, anche se sono sicuro, e tu sei un altro esempio di un bellissimo ragazzo, che però bellini significa proprio nice, not cute. Cute è quando sei carino fisicamente, nice nel senso educati, cortesi, mi avete aiutato quando non c'era musica e io non me lo dimenticherò mai. Quindi le like preventivo magari poi vengono più tardi o vengono domani, nel frattempo già la live si è. Sono in ansia per l'Inter, anche per Nani del Venezia non sono tranquillo, Nicola, è certo, l'Inter spostiamola più in là, godiamoci il derby, vediamo se si fanno male tra di loro e sicuramente stiamo attenti al Venezia, ma perché tutte le partite bisogna stare attenti. Dalle parole di Kulusevski si evince che lui è intenzionato a tornare prima o poi, queste non le ho sentite, quindi me le dite voi. Un martedì pazzesco, caro Vittorio, pazzesco. Di che state parlando per la Varchetella? It, esattamente.
How are you? Una cosa di cortesia. Esatto, esatto. Ah, sono molto indietro con i messaggi. Sta cominciando la guerra, speriamo di vincere più battaglie possibili. Parole di Salvatore Pengue, bravissima, attentissima Angela. Salvatore che ringrazio sempre. Buon martedì anche a te, ad Aniello. Il mio Napoli è forte così com'è, vi voglio bene tutti. Grande Maria. Sinceramente fatico a vedere la Juve fuori dalla Champions. Uno tra Napoli e Atalanta usciranno, la Juve ha lo strapotere dei soldi, l'appoggio dei media e dell'establishment. Forza Napoli. CP, non ti posso dare torto, è una sensazione diffusa che io condivido e vediamo un pochino punto a punto cosa si farà. Un saluto Pelino a volo, vado a raccontare la favoletta ai bimbi. Vai Marco, che bello. Polli, come stai? Vabbè, si parlate tra di voi come anche il giusto. Alvarez è forte, ma noi per questo non l'abbiamo preso. Sì, vabbè, ma al di là del fatto che come il Napoli non te ne sorde, va bene, lo sappiamo. Non c'aveva nemmeno gli slot liberi e lo sappiamo. Se poi ti metti in competizione con una squadra come Manchester City, Alvarez dove va? Cioè, non c'è proprio dubbio, non c'è proprio... Questa è Maisia. Questa me la sono persa. Questa è Sparta, non ricordo, ma non lo so. ADL che vuoi tu di stipendi a 3,5 è già stato detto. Vittorio, non è stato detto, o meglio, non è stato detto in questa chat finora, ne possiamo parlare. Ovviamente anche questo è una intuizione giornalistica, non credo ci sia stato, perché non c'è stata una, come si dice, un'intervista ufficiale con dichiarazioni poi riportate. Questa è stata la decisione. Si intuisce giornalisticamente che De Laurentiis voglia abbassare tutti gli stipendi, si intuisce da certi comportamenti e da non rinnovi fatti, si parla così, si fanno un paio di calcoli e si intuisce questo. Non lo sappiamo a tutti gli effetti, il timore c'è, anche perché se poi abbassi tutto questo, puoi anche farlo una squadra, perché l'Atalanta è esempio di una squadra che si mantiene con stipendi bassi e fa comunque bene, e il Napoli stesso è un esempio negli anni passati che faceva bene anche con stipendi bassi. Semplicemente devi fare un passo indietro rispetto a dei giocatori che adesso prendono molti soldi e sarà difficile trattenerli, e per come sta andando poi l'andazzo non riesci nemmeno a venderli bene, perché aspettano un anno e si fanno cedere a zero. Questa poi è la problematica. Ricominciare in un calcio ancora più drogato da soldi esagerati, nonostante i debiti e tutte le cose, diventa complicato poi competere per le alte posizioni. Questo è tutto. Alfredo, assolutamente sì, Guido sarà dei nostri tra pochi minuti, quindi non mancate, non mollate. Non è che Paratici doveva far personale a fare Romero. Vedi anche questo, Romero va poi all'Atalanta, Juventus se lo prendono loro. Demiral sarà il prossimo che se lo prenderanno. De Sciglio, vediamo un pochino. Tabon, una petizione per il rinnovo di Mertens. Amico mio, io la farei pure. Il problema è che in questo caso veramente non abbiamo potere. Nella petizione che facemmo l'anno scorso, dove chiedevamo con molta educazione una riflessione a De Laurentiis sulla struttura della società, no? Avere delle figure in più, e anche sulla figura di De Nicola, che era un'eccellenza e che quindi ci avrebbe fatto comodo trattenerlo. Quella è una riflessione, non è una petizione, è una lettera aperta, una riflessione che gli arriva, perché gli arriva, e noi senza dire niente, senza accusare, senza fare, non gli diciamo devi fare così, diciamo guarda, che ne pensi, che cosa credi che possa aiutare, se fare... In questo caso è talmente un dentro fuori che è come dirgli devi fare così, e non abbiamo noi la possibilità di convincere. C'è ADL con le sue convinzioni, c'è Chiavelli che tiene i conti in regola, e quindi deve decidere assolutamente lui. Mertens ha fatto la sua apertura, io speriamo che me la cavo, speriamo che ADL ci pensi anche a livello economico, perché abbiamo spiegato in più occasioni che Mertens, essendo già un dirigente in pectore, perché aiuta l'inserimento dei compagni, parla bene, sa la città, eccetera eccetera, ti fa risparmiare soldi, ti fa guadagnare punti in campo e fuori dal campo.
Quindi se ADL capisce questo, una speranzella la possiamo anche tenere. Se invece ha già deciso che vuole fare completamente piazza pulita, oppure che magari il personaggio è troppo ingombrante, perché ricordiamo anche questo, purtroppo in passato è successo, purtroppo dobbiamo abituarci, dobbiamo farci un bel pianto. Penso che sarà più di un minuto di collera in quel caso. Allora, per il Napoli calciomercato Pirandelliano, un giocatore preso, poi più nessuno e 100.000 nomi, uno nessuno, 100.000. Grande, grande Giorgio, sempre memorabellino onorario. I tuoi messaggi sono sempre straordinari. Esce Manolas, entra Toanzebe, ragazzi, è bello che è fatto il mercato del Napoli, poi si possono dare i voti, voi potete dare i voti. Ho letto la sufficienza come voto del Napoli, poi si è andati a vedere i voti delle altre squadre che sono girati un pochino. Ovviamente la regina del mercato è la Juventus, subito dopo l'Inter che si è comportata come si è comportata. Poi molti parlano della Salernitana, vediamo se la Salernitana, che ha preso parecchie figurine e anche parecchie scommesse, devi resuscitare un Pastore, lo devi resuscitare e vedere se gli altri riescono a performare. È veramente un mezzo miracolo quello che deve fare la Salernitana per salvarsi, ma almeno hanno dimostrato di provarci e questo va preso in considerazione. Ma veda, io vorrei stare in Superlega, gli altri cacciavano i milioni e io mi compravo gli aragostoni. No, ma più caffè, quello già sono tutto nervoso. No, il caffè però sì. Ah, ma allora sto in ritardissimo. Facciamo una scorruta di messaggi perché sto proprio in super ritardo. Stefano Buonocore, come sono Rui e Maquit? Vuoi un giudizio sui giocatori, Stefano? Sono due giocatori che secondo me dovrebbero essere... Cioè, Malquit ci ha dimostrato a giorni alterni, no? Gran corsa, qualche cross interessante, in fase difensiva non straordinario, però abbiamo visto anche essere convinto, entrare in scivolata, essere concentrato più di altre volte quest'anno, e quindi una riserva che va più che bene per quella fascia, tanto sappiamo che Di Lorenzo le gioca tutte, quindi una riserva che va bene come valore anche il fatto così. Poi anche lui scadenza e quindi anche lì bisognerà comprare un terzino destro che faccia rifiatare Di Lorenzo. Per quanto riguarda Mario Rui, te le dico tutte e c'ha ragione chi dice, hanno tutti ragione, perché Mario Rui è stato protagonista di certi errori, di certi limiti che abbiamo visto tutti, ci ha anche confermato una personalità e un'attitudine quest'anno oltremodo positiva, e ha overperformato in tutto l'inizio di stagione per il Napoli, ha giocato bene, mi è sembrato meno svogliato di altre volte, più propositivo, pallone avanti, non il pallone indietro sempre a prescindere, ovviamente con i suoi limiti, quelli là che conosciamo, proprio di altezza, di fisicità, che quindi ogni tanto paghi. Questo è quanto. E anche lì seguiamo così, quindi uno resta sicuramente perché c'è il contratto lungo, l'altro se ne va, bisogna un terzino tennis, ma anche il terzino destro senza proprio dubbio. Allora, il vero affare è stato piazzato Ramsey, che si è rotto dopo la visita senza aver giocato nemmeno una partita. Mamma mia, veramente, cioè Ramsey al Rangers già si è rotto. E questo sì, e questo è un miracolo sportivo. Allora, riuscire a piazzare un giocatore che alla Juve è sempre stato rotto e ha giocato pochissimo e ha inciso meno che pochissimo e addirittura fa le visite mediche tutto a posto e si rompe subito dopo, quindi il prestito magari a zero, mi pare che il Rangers aveva accettato di pagare un 30% dell'ingaggio, una cosa del genere, ti togli un peso dallo spogliatoio e questo è un miracolo proprio, un miracolo vero e proprio. Un saluto a Mario Gessa con il like già fatto. I rinnovi di Fabian Ruiz e Mertens sono d'obbligo per continuare a vedere un Napoli ad alti livelli. Giuseppe, come darti torto? Come darti torto? Malquit è un giocatore che guadagna solo 700.000 e questa è una considerazione giusta, ci sta come stipendio da riserva nel Napoli, secondo me va bene, però anche lì se non c'è un rinnovo, se non c'è un'offerta,
anche lì si andrà a scadenza e troverà una squadra, più o meno come è successo con Maksimovic, che pure è sparito dai radar. Ah sì? Ah sì, il viola, ma questo è un po', insomma, la maglietta, questa è Joker, non è una maglietta della Fiorentina, è il Joker, si dovrebbe vedersi anche le mani, vedete, come se avessi già le mani così. È la maglietta di Vlahovic, dell'ex Vlahovic. Se il Napoli non riesce a fare nemmeno un investimento in prospettiva come Gatti, allora veramente non c'è trippa per Gatti, ma solo tanto fegato amaro. Grande Gennaro. Allora sì, è chiaro, il colpo in prospettiva se ne è parlato assai, i Gatti eccetera eccetera. Siamo però alle solite, se tu ci arrivi prima e affondi il colpo perché hai la disponibilità, ci credi tantissimo e quindi te lo vai a prendere e lo metti lì e lo lasci magari dove stai e te lo prendi l'anno successivo, sì. Se invece ci vai tentennando, che magari stai trattando sul prezzo e vuoi una cosa più favorevole, se si inserisce qualcun altro, e poi si è inserita la Juve, ma prima della Juve c'era il Torino in vantaggio anche su di noi. Quindi ancora una volta, importante stabilire: ci ha veramente creduto il Napoli a questa trattativa? È effettivamente stato trattato il calciatore o è uno di quei rumor perché Gatti se ne è parlato, come si è parlato di Lucca e come si parla di altri giocatori di Serie B che fanno un buon campionato? Perché poi noi seguiamo le cose del Napoli, ragazzi, ma se voi poi andate a seguire i blog dell'Inter, i blog del Milan, i nomi sono alla fine sempre gli stessi e pare che sono interessate tutte le squadre ai soliti nomi. Poi bisogna vedere chi effettivamente va a fare un'offerta, no? Quel famoso si fa sul serio, oppure c'è solo un pourparlers e poi dicono non c'è stato un accordo, c'è stato un sondaggio. Ma che significa c'è stato un sondaggio o sondaggio? Fragile fisicamente Ramsey, veramente. Come diceva Pirandello, tutti indossiamo una maschera, Dela purtroppo a quella della mano, no, che pensavo ti riferissi poi alla maschera di Osimhen. Quante volte ho detto che non voglio estranei in sala operatoria e quel marinaio chi è? Ma professore, quella è la sorella, può anche essere la sorella dell'ammiraglio, dice, perché poi il marinaio, cioè, qui non voglio estranei, forza Napoli, salverai alla grande. Quindi secondo te è giusto dire che questa squadra non ha fatto mercato perché è già a posto così? Io non dico perché è già a posto così, e può essere, e lo spero, che non ci guardiamo indietro un giorno e diciamo però se avessimo avuto una punta diversa rispetto a Petagna. Perché vi faccio un esempio, ragazzi, Petagna tutto a posto, grande impegno, ce la sta mettendo tutta, ha fatto pure dei gol pesanti, no, senza battute, pesanti. Però alla fine Caputo, no? Che la Sampdoria voleva Petagna, non si fa la cosa e prendono Caputo. Io vi dissi forse Caputo era meglio come vice Osimhen come terzo attaccante. Si poteva pensare di fare un'operazione dove mettevi un attaccante che vede di più la porta? Sì, anche se uno sta bene così a livello di numeri, la puoi migliorare la squadra? Sì. Si può fare economicamente? Non lo so, non ne ho idea. C'è probabilmente questa sensazione, vediamo prima se andiamo in Champions e poi si fanno dei discorsi di rinnovi, di acquisti, eccetera, eccetera. Questa squadra in questo momento ci ha dimostrato di essere all'altezza con i titolari, all'altezza con le riserve, ma anche con i titolari e anche con le riserve qualche partita l'abbiamo steccata. Ma perché parla proprio la classifica e parlano le partite che abbiamo fatto. Di conseguenza non è che il ritorno di tutti quanti mi fa stare tranquillo, né posso dire questa squadra non va in Champions perché siamo scarsissimi. Io ho cercato di fare veramente un discorso equilibrato e molti non l'hanno voluto accettare, hanno detto ma guarda bella e buona Juventus secondo me sono migliorati, secondo me va messo sul piatto che la Juventus finora ha stentato e il Napoli bene ne ha approfittato, però con Vlahovic e Zagaria sono migliorati. Si può dire che sono migliorati? Si può ipotizzare che faranno più punti di quanti ne hanno fatti nel girone di andata? Secondo me non è dire una cosa così. Se poi vogliamo dire siamo fortissimi, dobbiamo pensare, perché se poi voi credete allo scudetto,
va benissimo, c'è la stessa più o meno distanza tra Napoli e Inter, perché l'Inter deve recuperare una partita, e tra Napoli e Juventus. Se voi credete allo scudetto, io posso anche credere che la Juventus ci zompa per culo. Ma tu perché sei pessimista, eccetera eccetera. No, io sono prudente. Sono prudente perché conosco i miei polli. Dove stanno i polli? Stanno qua. Conosco questi polli, che belle e buone, dove stanno? Ecco, li conosco i polli. No, perché dovrei togliere... Come funziona? Devo togliere il Vesuvio, non si vede il pollo. Ah, sì, TVP. Incredibile Bobot, perché ho cambiato tutta una serie di cose. Non fa niente. Quindi ragazzi, calma, partita dopo partita, vediamo quello che succede. Siccome Spalletti ha dato una possibilità a tutti, nel caso tornasse Milik, credi che gli possa dare una possibilità per la prossima stagione, anche se l'atto... bravo, nel finale della tua... del tuo commento c'è un pochino la risposta. Non credo che Milik si possa giocare un'altra chance qui. Poi il finale dell'avventura di Milik con il Napoli è stato un po' svogliato. Ecco, parlando di svogliato, era già fuori dai progetti, quindi la vedo difficile. Però anche lì bisogna fare cassa, bisogna monetizzare, bisogna almeno sfruttare questa cosa qua. Bastano 30 like, ragazzi. 30 like per arrivare a 200 di cortesia. Sì, Edoardo, sono in diretta, ti vedo. Ti leggo. Emiliano ci fa un nome per il vice Anghissà. Quadio Conè, 2001, Borussia Mönchengladbach. Io non lo conosco, amico mio, lo segnaliamo, e adesso che l'hai detto qui in questa live, stai sicuro? Stai sicuro che qualcuno lo farà uscire? Stai certo, Emiliano? E l'avrai detto tu. Il Napoli ha acquistato Lo Russo, 2005, alto 1,84 m, punta, ovviamente per la primavera. Questa notizia mi fa piacere. Inoltre l'anno prossimo tornerà Zembin dal prestito e Spalletti lo valuterà. Mucedi, questa notizia è diventata subito un meme, perché il Napoli soffia Lo Russo all'interesse della Juventus. Lo Russo era al Bari. Bene o male era un po' complicato anche perdere la trattativa con se stesso, e quindi, però magari il ragazzo è buono e lo aspettiamo e vediamo poi di valutarlo con calma. Stavo leggendo una news su un sito napoletano e stavo sputando un rain per le risate. Il Napoli acquista dal vedi? Bravo. E allora questo è proprio quello che ti dicevo. Abbiamo battuto la concorrenza perché siamo noi stessi, e quindi così. A fine febbraio sapremo il Napoli che mercato ha fatto. Esatto, perché poi il vero mercato sarà il ritorno di Osimhen, il ritorno di Koulibaly e il ritorno di Anghissà. Valerione, simbolo di mentalità. Grazie Enrico. Juve 4, Milan 3, Napoli 2, Inter 1. Gennaro, questo che cos'è? La classifica finale? Va buono sempre. Ciao Bellino, Carini, come sta? Ma capisci di calcio? Allora non ho capito. Va buono sempre. Ciao Bellino, Carini, qui come sta? Ma capisci di calcio? Non lo so. Comunque Gennaro, se questa è la classifica, molto bene, ci fa piacere. O facciamo su rinnova a Mertens o no? Antonio, siamo in attesa di notizie. Credo che questa domanda ce la faremo fino a giugno, con un po' di ritardo. Buonasera amici bellini. Pietro, non ti preoccupare, perché il presidente del Bari non voleva dare il giocatore al padre. Vedi? Non fa niente. Un abbraccio Alfredo. Ottimo, grazie, sostengo che dobbiamo ispirarci al City di Guardiola, ne abbiamo la qualità. Se fossi in Spalletti farei vedere tutte le partite del City. Elmas assomiglia tanto a Grealish. Sì, allora tu parli, immagino, tatticamente come gioco, perché come possibilità economiche non possiamo ovviamente ispirarci al City di Guardiola. Se parli come calcio giocato, sicuramente Guardiola ha dimostrato anche una certa duttilità, è un allenatore molto che studia tanto, non si è fermato a quel gioco del Barcellona che era molto specifico per quei giocatori, ha anche saputo cambiare. È chiaro che se gli dai un po' di tempo a disposizione riesce a plasmarti tutte le squadre dove lui gioca.
E sì, di Guardiola sicuramente è una squadra che gioca bene al calcio, stanno anche facendo ottimi risultati, sono avanti, praticamente hanno già vinto, possono perderlo solo loro. Il Napoli si può ispirare sicuramente, nei nostri limiti si può fare. Buonasera, avete già parlato del colpo Zaccaria, mi preoccupa un pochino perché ora la Juve estremizzerà il concetto di calcio difensivo aggiungendo un peso non indifferente. Allora sì, Simone, io quelle poche volte che ho visto Zaccaria a me è piaciuto tanto, e non solo per la sua fase difensiva, che forse è uno dei suoi punti di forza, ma anche per come poi ridistribuiva il pallone dopo averlo recuperato. Ti devo dire la verità, Vlahovic è chiaro, è un colpo altisonante, è un colpo prendono il capocannoniere e non c'è dubbio, ma quando ho visto Zaccaria a quelle cifre ho detto questo è il colpaccio vero e proprio, visto che loro a centrocampo veramente stavano in imbarazzo e le hanno provate tutte, e Betancourt con Rabiot, e Rabiot con Arthur, e Arthur con Locatelli, e a volte sposti un McKennie al centro e no, sposti di nuovo Locatelli un po' più avanti. Hanno avuto molte difficoltà là in mezzo, e mettiamoci Danilo, capito? Esperimenti non sempre riusciti. Con Zaccaria secondo me lo metti insieme a Locatelli, secondo me fanno un'ottima coppia e sarà complicato, dici bene, dici il concetto difensivo, sarà complicato passare lì, chiudono le serrande, e fatemi salutare e ringraziare Giulio, dove sta? Me lo sono perso, adesso lo recupero sicuramente. Diffidati ne abbiamo, attenti a Venezia. Allora, se non sbaglio, Mario Rui mi pare fosse diffidato, non ne sono sicuro. Sicuramente un diffidato è Anghissà, e quindi se ne parlerà poi quando tornerà. Mi pare Mario Rui, ma sicuramente voi saprete fare. Vedi? C'è pure Gulab. Sì, l'abbiamo fatto, amico mio. L'abbiamo fatti, gli auguri a Gulab, li abbiamo fatti a inizio live, ma li ripetiamo volentieri. Grazie mille Giulio ancora. Buonasera Raffaele, prima hai parlato del tetto ingaggi dell'Atalanta, secondo te perché oltre al Papo Gomez non c'è nessun giocatore con il mal di pancia o problemi di rinnovo? Bella domanda, un pochino secondo me si è creato un gruppo che puntava a stupire, quindi è come se nessuno volesse lasciare, questa è un'idea mia, come se nessuno volesse lasciare prima di aver vinto qualcosa, di aver portato qualcosa con il gruppo a casa. Poi è chiaro, dipende da chi ti fa le offerte. Gira la voce che certi giocatori dell'Atalanta performano molto bene nell'Atalanta e poi quando cambiano squadra non sempre hanno lo stesso impatto. Ecco perché secondo me hanno meno offerte di quelle che può sembrare, e sembrano non avere mal di pancia esagerati. Non lo so, forse a Bergamo si sta bene, forse insomma riescono a performare in un certo modo e quindi si tolgono delle soddisfazioni, non lo so. Secondo me è simile alla situazione del Napoli di qualche anno fa, e quindi anche lì salirà, oppure loro come società sono più forti e sanno come stabilire delle regole a inizio contratto, dici così si fa, e se vuoi essere ceduto deve venire un'offerta, altrimenti zitto e muto. Può essere anche questo. Allora, Klopp a Guardiola, Klopp mica male, anche Klopp mica male. 14 like per Polly, che state aspettando? Devo bere evidentemente, perché poi se vedo che sale il numero, sale il numero, Sanremo non vi piace. Questo video vi è stato offerto da fluido.net, tazze e bicchieri, no, tazze, magliette più che altro. Ok. Vedi, diffidati, vedi? Anch'issa, Demme e Rachmani. Allora, Mario Rui avevo sbagliato, Demme e Rachmani. Bravo Valentino, mi fido al 100%. Per risolvere il problema della Coppa d'Africa non credi che le nazionali dovrebbero giocare d'inverno, usando anche la pausa natalizia di 3 giorni? Sì, questa può essere una delle soluzioni sicuramente, oppure giocarla, non dico, ma o comunque come si gioca l'europeo, no? Quando tutto è fermo, anche farla d'inverno, non lo so. Dici tu d'inverno perché comunque d'estate è più complicato in Africa con le temperature, mi rendo conto. È probabilmente una buona idea.
ma anche qui c'è stata questa pausa di 10 giorni, anche si è fatta, e alla fine comunque li perdi per un mese. È un bel macello senza dubbio. Con Vlahovic qualcosa mi dice che Morata e Dybala ribalteranno lo spogliatoio, speriamo. Vabbè, questa è una speranza che non è cattiva, non è che tu ti aspetti, ti auguri infortuni eccetera eccetera. Un po' di malumori nello spogliatoio può essere. Chi è stu Zaccarini in Marbobotta? E non c'è dubbio, Rachmani è diffidato. Esatto, me lo state dicendo in tanti, siete fortissimi. Vorrei sapere dagli amici Bellini se ritengono Victor un campione. Per me no, sono curioso. Rispondete a Tony Med. Valerio, dobbiamo andare in Champions, lottare con tutte le forze solo per soddisfazione. Amelie, siamo d'accordissimo. Non solo per un bravissimo, non solo per un fatto economico che poi ci deve mantenere a galla così, anche per un fatto di soddisfazione. Bravissimo. Quanto ogni anno però ce lo diciamo, speriamo quest'anno sia l'anno buono. Quanto vale una qualificazione magari ai danni di chi può spendere di più? E ci sono amici bellini della Juventina della Juventus, la Fiorentina. Ci sono amici bellini della Juventus qui che capiranno il mio discorso. Avete le possibilità? Benissimo. È una storia più sfiziosa quando il Leicester batte il Manchester City, batte il Chelsea, batte quella. Sì, lo è. E sarebbe una storia più sfiziosa vedere che una squadra con meno possibilità, che non ha potuto fare mercato, che sono 2 anni che non facciamo mercato, riesce ad arrivare avanti? Sì, è una storia. È una storia sfiziosa. Mancano 3 like, forza. Questi 3 like arrivano dagli amici, no, juventini già l'hanno lasciati. C'era anche la Lucia, avevo visto. Credi potremmo vedere un utilizzo maggiore di Zanoli? No. Me lo auguro, ma non credo maggiore. Dipende da cosa intendi, Vittorio. Probabilmente qualche minuto a partita chiusa, a partita vinta, sì, qualche minuto in più sicuramente. Vederlo partire da titolare la vedo difficile perché Spalletti ci ha dimostrato che preferisce far fare tutte le partite possibili a Di Lorenzo, tutte le partite, anche 3 consecutive a Gulam, che comunque ha rischiato, e non abbiamo visto Zanoli, quindi la vedo difficile. Il ragazzo ha delle potenzialità, credo che Spalletti non lo voglia né bruciare né buttare in pasto a delle difficoltà. Zambo, sì, lo facciamo, lo abbiamo aperto quest'anno con gli amici. A proposito, mi ricordi anche che devo fare il mercato di riparazione, sicuramente. Con gli amici abbonati lo abbiamo fatto quest'anno, ci stiamo divertendo, ma devo rifare tutta la squadra perché sono tutti infortunati. Devo rifare adesso, poi c'è Vlahovic, dobbiamo riconsiderare una serie di cose. 200 like, bravi. Scontata con il Milan, bravissimo. In cui gioco a titolare, quando ne so, solo e allora cioè, aggiungiamo anche Rachmani e Denner. Allora, il caso Paratici, qual è il caso Paratici, Zambo? Perché fammi capire, io ti voglio rispondere, ma ti voglio rispondere bene, perché ci sono 2 casi Paratici. Un caso Paratici è quello di Suarez, il caso Suarez che non può essere dimenticato, perché non è possibile dimenticarlo. Poi possiamo chiamarlo caso Paratici il fatto che lui dal Tottenham si compri Bentancur e Kulusevski che non stavano overperformando proprio alla grande. Quello non è un caso, sono dei rapporti e non è la prima volta che succede anche in Italia. Certi giocatori che bene o male non spostano gli equilibri, vengono scambiati, vengono comprati. Non mi serve tanto, però ti faccio un favore a te perché siamo società amiche che non si fanno degli sgarri. Questo succede da sempre. Ah, ok, scusami. Il nick della mia ragazza sono Lilithot, ma anche Lili ti avrei chiamato, avrei pensato a un nick femminile, cercherò di ricordarmelo, amico mio, e abbi pazienza. Sì, lo capisco, ma il mio cuore è bianconero, spera altro, e Lucia, e ci siamo, su questo non c'è alcun dubbio. Comunque ragazzi, vi ricordate l'anno scorso Amazon Prime, pure quest'anno no, vi prego. Allora, sì, certo, tu parli anche della narrativa, del fatto dell'epica che si creò
per quel quarto posto disponibile. Io però sono veramente curiosissimo perché quest'anno Amazon Prime stanno girando con le telecamere all'Arsenal, e quindi io non per nulla, non per fare l'esterofilo, ma voglio rivedere le telecamere del campionato inglese, che è più interessante, dove un pochino tutte competono. Quest'anno è difficile perché il Manchester City sembra imbattibile, però voglio proprio vedere, perché l'Arsenal è proprio una squadra che negli ultimi anni molta difficoltà, e quindi sono proprio curioso di vedere altre dinamiche di spogliatoio. E anche voglio vederli se parlano del mercato, del fatto che si pigliano tutti i giocatori del Napoli, tutti i giocatori che a noi interessavano. Voglio vedere Gabriel, voglio vedere Pepe, voglio vedere che loro volevano Locatelli, volevano anche Vlahovic. Vabbè. Tornando al discorso Juventus, io ricordo che ieri un certo PSG è uscito dalla Coppa, ho letto, contro il Nizza. Ergo puoi avere anche tanti campioni, ma senza gioco non si va lontano. Massimo, hai ragione, ricordiamocelo, ce lo ricorda anche l'ottimo Leonardo, che il PSG potrebbe vincere qualsiasi triplete, ma non si sono ancora organizzati bene. Avere tutte le figurine non sempre basta. È un paragone, se mi permetti, improponibile, perché nella Juve ci sono molti più gregari che stelle in questo momento. Quindi adesso si è messa una stella che è quella di Vlahovic, ma tutti gli altri sono tutti dei soldatini con delle specializzazioni. Quindi non posso paragonare la Juventus al PSG e dire che tanti campioni e non si va lontano. C'è il problema opposto, è che loro non hanno abbastanza qualità per fare un gioco di qualità e per fare gol come facevano un tempo. La specializzazione è Quadrado, se mette un cross anche dalla sua area di rigore arriva sulla testa dell'attaccante. Adesso hanno un attaccante che se il pallone gli arriva di solito la mette dentro. McKennie, grande qualità di inserimento, forza fisica e riempie tantissimo l'area. Chiesa quando torna era quello più vivace, eccetera eccetera. Lo stesso Dybala può salire in cattedra, è molto discontinuo, ma le qualità ce le ha. A centrocampo hanno aggiunto adesso fisicità. In difesa magari sono giocatori che stanno pagando un pochino l'età, non c'è dubbio, però sono sempre solidi anche perché non si sbilanciano più di tanto, e quindi un po' lo specialista, un po' qualche calcio di punizione, qualche calcio piazzato, in qualche modo possono sempre farcela. Non stiamo parlando di tutte stelle come al Paris Saint-Germain, dove nessuno marca e tutti vogliono fare gol, quindi il discorso è un attimino diverso, secondo me. Fratellino Bellino, se non era per Petagna avevamo 6 punti in meno, senza dubbio. Gennaro, lo ricordo sempre che i suoi gol sono stati pesantissimi, lo ricordo sempre, senza dubbio. Ho perso il video sulla ragazza di Bobotta, ma what? Te lo puoi recuperare, Nando? Io ho cercato di ribaltare completamente come si dice, la polemica. L'ho spenta sul nascere, non mi interessa il discorso del chi sei tu e chi sono io, come ti permetti di giudicare, eccetera eccetera. Ho fatto un discorso un attimo più ampio. Salvatore Pengue mi ha ispirato questa cosa qui e mi ha ricordato, ricordatevi quando l'anno scorso Bobotta era anche, insomma, si parlava di depressione, il fatto che si dovesse operare alla gola, eccetera eccetera, il peso. E quindi ho fatto questa riflessione a 360 gradi, no? Quando noi giudichiamo a prescindere, senza conoscere le situazioni, senza sapere la situazione familiare, c'è una bimba per lo mezzo, magari non andavano troppo d'accordo, quindi si sono lasciati, questo ti crea delle problematiche, non puoi essere concentrato. Non sto dando nemmeno la colpa a lei, assolutamente, magari lei era infelice per colpa sua, di lui, e quindi ha tutto il diritto di sentirsi asfissiata, a stare appresso al marito per lavoro, deve stare là, quindi non giudico neanche lei. Semplicemente giudico me stesso, che alle volte anche io sono colpevole di fare come si dice, giudizi affrettati, ma poi parlo con voi e mi calmo e cerco di farla piano. Ciao again, Fabu. Una parolina sul sostituto di Insigne. Per me, come Sinisterra, tu mi parlavi di Sinisterra, che in coppia con Osimhen sarebbero tecnica più potenza tremendi. Di Sinisterra se ne è parlato, me lo state ribadendo voi, si è parlato anche di Janusz something, quel talento
Manchester City, Manchester United, poi in Spagna, eccetera, eccetera, ma senza fare troppi nomi, tutti sbagliati, vi introduco il nostro amico Guido Gentile. Buonasera amici, amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera esperti del mercato. Esatto. È finito il mercato, Guido, anche se è sempre aperto. Sempre aperto, siamo sempre in progress. Esatto. Qual è l'argomento di affidi? Perché sono entrato adesso, quindi non vi ho sentito, ve lo dico non sta, perché anzi sono un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia, impegni. Dimmi tutto. No, io ti ringrazio a prescindere per darci la tua disponibilità. Abbiamo veramente parlato di un po' di tutto, si è rianalizzato più che altro la vendita, non tanto l'acquisto di Vlahovic, ma la vendita di Bentancur e Kulusevski al Tottenham con Paratici, si è parlato un pochino di questo tetto di ingaggi presunto che il Napoli dovrebbe mettere di 3,5, si parla di questa cifra di 3,5 per l'anno prossimo, e quindi un pochino delle prospettive, sempre tenendo un occhio a quello che deve essere la nostra priorità, che è il Venezia, senza parlare poi delle altre, perché una alla volta, per carità. Avevamo fatto questa promessa, Valerio ed io, non so se vi piacerà, vi deluderà. Scusa Valerio, sono molto liberale, ha tanti difetti questo vecchio Guido, alcuni non sono stati ancora inventati nell'universo, io già mi sono portato avanti col lavoro, però almeno due non ne ho, non sono permaloso e non sono un fissato nemmeno della quella che è la mia vita, e quindi il cinema. Perché vi sto dicendo questo? Perché poi la frase che sto per dire potrebbe contraddire, rapporto tutto al cinema, perché in realtà non perché sia fissato, perché le persone possono benissimo non interessarsi, e non dico che ti perdi, perché il cinema mi ha reso una persona più pragmatica. Io che sono un sognatore romantico idealista, quindi la peggiore persona da incontrare nell'universo. Vengo al punto. Facciamo per ipotesi che io organizzo una rassegna cinematografica, cosa che io di fatto faccio abitualmente tutti i giorni, però diciamo per ipotesi la organizzo, parte il 1° marzo e invito Valerio Fluido, presento il documentario dei Bee Gees. Lui non è il suo genere di musica, però ha detto è un invito, sentiamo, comunque sono un nome glorioso nella storia della musica pop. Valerio viene, si siede in sala e io dico non c'è il film, buonasera a tutti a casa, non c'è manco un film sostitutivo. Il giorno dopo, Valerio dice che peccato, sono sfortunato, sono cose che capitano. Presento un documentario dei Rolling Stone, più interessante per Valerio, viene e io dico non è arrivato. Il terzo giorno presento un documentario sulle Zeppelin e come sopra. Allora la domanda che io mi faccio retorica, e la faccio a me stesso e non alle amiche belline, agli amici bellini, non voglio fargli perdere tempo. Ma secondo voi al quarto appuntamento Valerio viene, anzi la faccio ancora peggio, io invito tutte le amiche belline e gli amici bellini, secondo voi quante persone verrebbero fino al 31esimo giorno di marzo? Qualcuno più pazzo, 6, 7, all'8° non è arrivato il film, mi cancellereste dalla mail, mi mettereste tra i bloccati, non i desiderati. Come tra l'altro è giusto che sia. Perché vi ho fatto questo esempio? Perché nel calcio, forse per questo molte persone, adesso sono diventate di meno, hanno una sensazione di rigetto quando parlo io da Valerio. Perché noi nel calcio ci siamo fatti passare di tutto. E le curve sono una zona senza legge, e i peggiori scandali penali, civili, amministrativi e anche finanziari, oltre che ovviamente sportivi. E questo fatto che il mercato, cioè se una persona giustamente non verrebbe 31 giorni a non vedersi nulla, perché Guido Gentile deve raccontarvi 31 giorni di nulla quando vi ha detto mesi prima, detto scordatevi nel mercato di gennaio, il Napoli non prenderà nessuno. Vabbè, poi dice ha preso quello là, se n'è andato Manolas, ha fatto -1 +1, tra l'altro in prestito secco senza nessuna opzione, se vuole si siederanno al tavolo e parleranno di un contratto, perché non c'è opzione di nulla, obbligo di riscatto è già fissato, come almeno Anguissa non c'è l'obbligo ma c'è un prezzo fissato, cioè. Ecco, questa me l'avevano chiesta, quindi me la confermo. Sì, non c'è un diritto di riscatto con un prezzo fissato.
Ovviamente De Laurentiis vorrebbe andare insomma al ribasso nel caso, però ho detto non c'è un minimo di partite. Questo è quanto. Ed era interessante per me invece era interessante per me ragionare sulla verità, su quanto è successo, fidandomi, perché questa cosa io già l'ho fatta, ma poi parte di questi dati sono stati strumentalizzati in passato per attaccare qualcuno. Allora vediamo il primo schemino che ti ho mandato adesso, tutti in diretta. Sono già preparati, quindi faremo molto rapidamente. Allora, eccolo qui, ingrandiamo tutto il più possibile, vediamo un po'. Questo è il mercato di gennaio totale del Napoli da quando è salito in Serie A. Possiamo anche togliere, adesso te lo mando un attimo, perché per comodità li ho divisi per direttori sportivi e all'interno dei direttori sportivi e per allenatori, così ancora più diciamo cercare di trovare una coerenza. Lo analizzeremo anno per anno e vedremo quali sono state le dinamiche. Ho messo colori diversi per gli allenatori. Importante nella leggenda che il prezzo di acquisto è un prezzo netto, cioè al netto dei bonus chiaramente sono facilmente raggiungibili e delle commissioni previste per i procuratori, quindi se 7 più 2 bonus, le commissioni spesso sono estero più estero, quindi si scoprono molti anni dopo, sono più, e le cessioni non sono cessioni con plusvalenza, sono nette, quindi di nuovo senza bonus chiaramente sono sempre facilmente raggiungibili, chissà perché un po' meno quando sono usciti i giocatori del Napoli, e senza le commissioni previste per i procuratori. Ma sia poi qualcuno, no, questo era venuto. Allora adesso ti mando, analizziamo anno per anno Marino inverno totale. Ok, quindi è arrivata adesso. Togliamo questa, recuperiamo l'ultima. Ah, perfetto. Poi ci fermiamo e ogni cosa facciamo riflessioni, domande. Eccola qua. Ora lo puoi ingrandire perché so di meno. Pierpaolo Marino, chiaramente ho detto Serie A, non abbiamo messo la Serie C, la Serie B. Acquistato, diciamo, come giocatori principali 6 giocatori in 2 sessioni, la sessione dell'inverno 2008 e 2009, di cui 2 portieri. Uno è svincolato perché si fecero male sia Riezzo alla schiena che Giannello, no? La cosa interessante, ha speso 26 milioni e 71, diciamo, sono stati recuperati 7,95, sempre al netto di quelle cose. Questi giocatori hanno fruttato 276 presenze e 7 gol. La cosa interessante di questi giocatori, chiaramente il giocatore che ha avuto più presenze e pazienza, di questi giocatori uno solo poi nel tempo è diventato più o meno titolare, gli altri no, un po' si intravedeva Santa Croce, alcuni addirittura hanno avuto come Datolo e Navarro, cioè una fugace esperienza di passaggio all'ombra del Vesuvio. Quindi diciamo è un mercato soft, che ha fruttato comunque un titolare, che non ha fruttato grosse plusvalenze, erano i primi anni di ritorno in Serie A, ma già mettete un asterisco a questo mercato, già si intravedono delle crepe in questo mercato, che poi analizzeremo nell'analisi finale. Andiamo a vedere Bigon Mazzarri, che ti ho mandato ora. Eccolo qui. E voilà. Un attimo. Non si è riuscito a capire, ma molto probabilmente a zero, perciò viola, quanto è stata la cessione di Armeno, quindi quando non ho dati certi non metto nulla per non sparare numeri facilmente raggiungibili. Bigon con il binomio Mazzarri, perché Donadoni fu esonerato, quindi non ci fu un mercato di gennaio, eccetera. Fu sotto Mazzarri, serviva un terzino sinistro, fu preso Dossena a un prezzo molto basso dal Liverpool e divenne subito titolare. Dossena poi è andato scemando come esperienza
fece un sacco di panchina, l'ultima partita giocò da titolare quando non contava nulla, fece anche gol e si tolse la maglietta, me lo ricordo. Però è stata una buona esperienza, la cessione è stata 0 come svincolato, diciamo, e quindi si prese un solo giocatore in quella sessione dove si lottava per andare in Europa, forse anche in Champions. L'anno dopo, con un Napoli a ridosso del Milan, che fece una bella campagna acquisti invernale, arrivarono Mascala e Ruiz, e Mazzarri disse: non li conosco. Un'affermazione improvvida, perché anche se non li conosce, un allenatore dice che ogni giocatore è utile, saranno utili a cosa, devi fare un po' il politico, no? Poi tanto chi ti dice, chi ti può contestare se fa un minuto meno, un minuto in più? Non li conosco, tant'è vero. Una cosa importante: le presenze sono totali, non in campionato, quindi campionato, Coppa Italia, eventuale Supercoppa e Coppa UEFA o Champions League. Quindi Ruiz in campionato fece pochissime, lo faceva giocare in Europa League. Ruiz e Mascara, 25-7 presenze, 4 gol Mascara, esperienza ancora peggio di quelli che abbiamo visto di Marino, perché furono manco 6 mesi all'ombra del Vesuvio, 4 mesi all'ombra del Vesuvio. L'anno dopo fu il disastro, perché Vargas, vice pallone d'oro sudamericano del campionato sudamericano, non lo conosco, anche lì disse Mazzarri, cosa ancora più grave perché era pur sempre un vice pallone d'oro. Ha fatto pochissime presenze, molto in Coppa Italia, con la famosa tripletta, scusate, nei vari prestiti a titolo oneroso in Napoli, quindi senza il plusvalenza ha recuperato già 11 milioni, quindi peggio ancora quando il Napoli ormai si era assestato nelle zone alte, nobili del campionato. Armero, Caraio, Radosevic e Ronaldo, nessuno di questi non solo è stato titolare, ma manco panchinaro, cioè in totale racimolano pochissime presenze. Considerate che sono presenze tra campionato, coppe nazionali e coppe internazionali. Se andiamo a vedere poi il campionato, sono veramente modesti i numeri, 0 gol. Comunque è stato un mercato in più o meno quasi in pareggio con di questi 8 giocatori possiamo dire che solo uno è diventato titolare e poi si è scemata la sua esperienza, ha perso il posto da titolare al posto di Zuniga, che non mi ha mai convinto, sulla mancina sinistra. Quindi 1 su 8 con e cosa grave, nessuno manco, diciamo, da reggere a certi livelli e anche per più stagioni la panchina del Napoli. Cioè, hanno fatto un ciao ciao, si sono mangiati la pizza e se ne sono tornati da dove erano venuti. Lo sto dicendo con rispetto, non è che sto insultando nessuno. Andiamo a vedere, però diciamo sono stati pochi come esperienza napoletana. Andiamo a vedere Benitez. Sì, Armero in effetti me lo ricordo più per i balletti per esultare con gli amici sudamericani che non in campo. Eccolo. E qua già ci sono dei nomi un pochino più, interessanti. Allora, 7 giocatori sotto la direzione di Rafa Benitez con Riccardino Bidon. Ovviamente io ho lasciato i numeri progressivi, non è che è un errore, erano 8 fino a Mazzarri, di cui il primo anno Gulam, Enrico e Jorginho Reveglier perché si era rotto le ginocchia, e Tony Douglas lo stesso perché avevamo la rottura del crociato di Rafael. Con la P ovviamente si indica il portiere, svincolati. Diciamo dei 3 giocatori volutamente, scientificamente acquistati, 2 su 3, e quindi non li svincolati per tappare i buchi di infortunati gravi, sono diventati titolari. Uno è ancora in forza del Napoli e sappiamo la carriera che avrebbe potuto fare nel Napoli o in un'altra squadra senza le 3 rotture nel ginocchio, 3 e mezzo. Ha 209 presenze, 3 gol. Jorginho è anche la cessione più alta di questo blocco, compreso Mazzarri, cioè il blocco Riccardino Bigon, tra l'altro pagato a 9,5, ragazzi, Gulam a 5. L'anno dopo Gabbiadini e Strinic colpacci, perché Gabbiadini con Benitez giocava tanto e segnava, nonostante avessimo lo stesso Caglione, Insigne, Mertens e Higuain, eppure riuscivamo a farlo giocare.
ci ha lasciato con 79 presenze e 25 gol, e Ivan Strinic, che era molto più bravo e più pulito di Gulam, pressava più alto, con Sarri poi si è perso, però era uno svincolato, è stato venduto tra l'altro 1,2 milioni, poi purtroppo ha avuto problemi cardiaci, ha lasciato la carriera da vice campione del mondo con la Croazia, tra l'altro. Diciamo che la campagna acquisti di Benitez è stata una campagna acquisti di altissimo livello, addirittura 2 giocatori su 7, e questi 7 dobbiamo considerare uno svincolato e un portiere per sono diventati titolari, e uno era un sesto uomo di lussissimo, Gabbiadini, e abbiamo registrato con Gulan, che non è mai stato venduto per le ragioni che già conosciamo, addirittura, e lo ripeto perché poi entra quello che non si è perso tutta la presentazione, tutta la carriera, e incomincia a dire qua, apro e chiudo una parentesi, Valerio, perché ho scritto alcune risposte e chiedo la tua specialità nel tuo canale quando rispondo. Vedi, sono i limiti del web, perché io non ho di fronte nessuno e quindi non posso sapere a chi sto parlando. Se quella persona io mi ricordo, vedi, c'eri a quell'appuntamento, come faccio? Cioè io devo dar per, che mio fratello mi direbbe American Graffiti, devo dar per scontato che quelle persone che stanno ascoltando oggi hanno ascoltato i mesi e mesi e mesi, e non è così, e casomai poi ti dicono in una puntata sfiziosissima, quella che ti sei inventata tu con i miei grafici, ti ringrazio per l'invito, ma siete stati superficiali. Ma siamo 8 mesi che parliamo sviscerando pure della cucitura precisa della maglietta, ricordo, e non Guido Gentile, Tore, Fanangla, che insomma faceva notare un prodotto ad altissima qualità e un prodotto ad alta qualità, ma che ha dei difetti. Però questi sono i limiti del web. Andiamo a Giuntoli o vuoi un attimo fermarci? Allora, no, volevo togliere un dubbio ad Antonio. Ovviamente Ruiz, parliamo di Victor Ruiz, difensore mancino, prelevato dalla Spagna, Villarreal, poi va a finire. E quindi un ragazzone anche bello alto, con discreta tecnica di base, che non fece una bella... non lo faceva giocare Mazzarri perché lui era fissato a difesa a 3, e poi ne analizziamo, perché dice era un giocatore per una difesa a 4. Non vi preoccupate, che non è che dobbiamo buttare i numeri, poi facciamo la riflessione di cosa è funzionato e cosa non ha funzionato, ma su dati veri. Esatto. Finiamola con questo qualunquismo. Poi ovviamente se le persone criticano Valerio, quando ci sono io si vedono Sanremo, quando vado via tornano a vedere Valerio, ma chiaramente non cacciamo nessuno, figurati, io mai nella vita, il canale di Valerio, però capisco che è un approccio statistico, scientifico, non qualunquista, alcune persone non lo hanno, io lo accetto. Sì, Mario, prendo Giuntoli. Eccolo qua, non ti occupare, sono tutti pronti, Valerio, perché ti avevo promesso ritmo. Non c'è dubbio. Sì, ma poi abbiamo anche quelli estivi. Abbiate un attimo di pazienza, già stiamo avendo oggi, mi stupisco di me stesso, un ritmo eccezionale. Lo sto abbassando io perché ovviamente con le... Devo aprire questa scheda. Salvo. Sposto. Incollo. Riduco a icona e ingrandisco. Questo è il mercato, perché Bigon salutò con la uscita di Rafa, prendiamo Cristiano Giuntoli, sono i 3 anni di Sarri con il miglior Napoli di sempre, con Napoli primo in classifica, è qualificato ai 16esimi di Europa League, agli ottavi di finale a giocare in Coppa Italia, dove uscimmo malamente con l'Inter. E Napoli prese Grassi e Reggini, uno in prestito, Reggini, e l'altro ha pagato tantissimo, Grassi, che fecero, credo, 8 minuti, insomma, Reggini entrò agli ultimi 8 minuti con Napoli-Frosinone 4-0, e poi uno è ritornato da dove era venuto e l'altro è andato in giro prestiti. Quindi l'apporto di questi 2 giocatori fu, è anche giusto che uno di questi si ruppe in allenamento subito appena arrivato a Napoli, fu di 8-10 minuti. Una presenza si valuta. L'anno dopo, con il Napoli che doveva rincorrere, cercare di andare in Champions League perché era terzo, e terzo arrivò secondo alla Roma di Spalletti, prendemmo Leandrino e Pavoletti a 18 milioni più bonus pagati, perché Napoli poi ci andò in Champions League, bonus pesanti, quindi facilmente raggiungibili, rivenduto a 9,8. 0 presenze Leandrino e 10 tra campionato e Coppa Italia, sempre
poche partite in campionato, diciamo, Pavoletti 0 gol. L'anno dopo con Napoli primo in classifica, i 48 punti, e la Juve però 47, no? Cioè non li leggo nemmeno questi nomi. Vabbè, Vinicius non è mai arrivato a Castelvolturno, ma è stata una grossissima cessione plusvalenza. Abbiamo accumulato 0 minuti e 0 gol, 0 presenze. Cioè il Napoli ha acquistato 8 giocatori, 7 con Benitez, 8 giocatori in 2 anni Benitez, e 8 in 3 anni Sarri, e l'abbiamo acquistato. Non si capisce il prezzo, però è vero, è ancora nostro. E beh, se volete un lavoro fatto bene, scientifico, deve essere un lavoro fatto bene. Non metto i Primavera che passano direttamente alla Primavera, perché insomma è ridicolo. Io parlo di giocatori acquistati per la prima squadra, è una specificazione della leggenda. Cioè gli 8 giocatori delle 3 sessioni invernali di Sarri hanno fruttato, diamo per intere, 11 presenze e 0 gol per un esborso senza i bonus facilmente raggiungibili e i procuratori 32 milioni,090 e sono stati rivenduti a 36 e 35. Poi faremo le considerazioni. Vediamo Gattuso out. Sì. Dove poi dovrò fare anche una specificazione. Nel frattempo sì, dico agli amici perché mi avevano scritto una cosa, dato che non la so, se potete scrivercela così magari la analizziamo. Le parole di Ronaldo sulla Superlega e su Mbappé Real, allucinante, si è ribaltato il mondo. Magari fatemi un virgolettato, così lo possiamo anche commentare, anche se commentare il virgolettato è sempre non sentire il tono, ma difficile sentire. Ronaldo è uno di quelli che fa pochissime interviste, l'abbiamo mai sentito parlare nemmeno in Italia. Allora, Gattuso out. Giuntoli, si capisce. Allora, non c'è Ancelotti, scusate se no qualcuno, perché l'anno di Ancelotti, il primo 2019, Napoli non fece mercato invernale, fece solo cessioni di Hamsik, Rog, Diavrasi, Rupp, eccetera, non acquistò nessuno per la prima squadra. E l'anno dopo, il 2021 di Gattuso, non c'è perché non abbiamo fatto mercato invernale, di solo cessioni. Vi ho messo Spalletti anche perché insomma lasciarlo da solo su questa strisciolina sarebbe insomma abbastanza banale, quindi chiaramente sono 2 allenatori diversi, però diciamo manca la stagione di Ancelotti perché non abbiamo acquistato, e manca la seconda stagione l'anno scorso nel mercato invernale di Gattuso perché non abbiamo acquistato. Acquistammo ben 5 giocatori, alcuni sono rimasti come Petagna, Rachmani a giocare nella loro squadra e quindi sono stati acquistati in inverno e poi sono venuti a giugno. Per questa, e qua smontiamo un falso mito della leggenda che il Napoli doveva andare in Champions. Questi acquisti sono stati acquistati per costruire la squadra dell'anno dopo, perché non si ricordano le persone, oppure non tutti, chiaramente, parlo ai miei colleghi, che il Napoli girò a 24 punti quel girone di andata. Se ci si qualifica con 78, tifosi che vogliono fare i tifosi non rompessero le scatole, qua sono severo perché poi quelli sono stati punti. Significava fare, Valerio, puoi togliere un attimo, poi lo rimetti, 54 punti nel girone di ritorno, che significa il record assoluto più della Juventus, 51 e 52, cioè, che significa, per intenderci, 18 vittorie e una sconfitta. Quindi quelli che diciamo ci hanno creduto e spingevano, c'era un po' ancora a fare, erano imbonitori. Io non sono nel vostro ladro di sogni e lo ripeterò sempre, se vogliamo scherzare, se vogliamo ridere, se vogliamo sognare, eccetera, ma dirvi cretinate non manco se puntate la pistola. Quindi e pensate che un uomo di calcio come Giuntoli, che ha 3.000 anni di esperienza più di Guido Gentile, non le sappia queste cose, non le dica De Laurentiis quest'anno la Champions è andata? È un uomo con 2 attributi così e capisce il calcio. Se torni a quello scheletto, vediamo, ed è uno scheletto quello più in corso d'opera, vediamo come di questi giocatori per ora uno si è conquistato il posto da titolare, 1,5, no? Rachmani, Politano,
adesso che se n'è andato, diciamo, Manolas, però un buon mercato, perché Petagna è un buon quarto uomo, lo Bogdan si sta facendo valer bene, sono tutti in forza del Napoli, quindi nessuna cessione. È ovvio che la forbice in questo momento è mostruosamente a sfavore di Giuntoli, ma perché sono in forza, diciamo, e stanno accumulando anche un numero discreto di presenze, no? Non c'è nessuno che ha meno di 40, no? Rachmani, che è arrivato anche è stato fermo parecchio il primo anno e mezzo, hanno tutti sulla cinquantina, con Politano addirittura 96 e già 15 gol, hanno fruttato 32 presenze, 332 presenze e 31. Se rimetti quello totale, facciamo il punto della situazione. Sì. Se no te lo rimando, tanto siamo... No, ce l'ho, pronto. Che cosa può dire un analista come me, in tutta onestà, che non ha antipatia con nessuno? Ci può essere una persona che mi è più simpatica, ma io non odio nessuno, come un otto, che innanzitutto il famoso quando, vedi Valerio, lo puoi anche togliere, giusto? Poi tanto le persone se lo registrano. Qua il quando è perfetto. È un falso mito che il Napoli non ha speso. Adesso ti mando anche una cosa più bella, più piccolina, che è pigliati paura, ti ho preparato altre 2 cosette proprio... Eccolo qua, proprio perché qualcuno l'ha chiesto, c'ho anche separati. Così. Ma che meraviglia. Vabbè, se dobbiamo ormai alzare il livello, dobbiamo alzare il livello. Se devono prendere appunti, chi deve prendere appunti, glieli facciamo prendere bene. Glieli facciamo, infatti, detto lasciali bene, così possono fare lo screenshot e utilizzarlo nelle trasmissioni. E manco lanciano il like. Questi sono i mercati totali, estate, inverno e estate più inverno divisi per direttori sportivi, quindi estate di Marino, estate di Bigone, estate di Giunti, inverno eccetera, e poi il totale Marino, inverno, estate, Bigone. Quindi il Napoli ha speso 956 milioni,83 e in inverno ha speso 210, in estate 746. È chiaro che spende molto più in estate, con dei forti disavanzi per ora, ma chiaramente senza, al netto delle plusvalenze, delle cose e di giocatori che sono ancora in essere. Sono più i giocatori che hanno maturato presenze e gol e tremendamente a favore di Riccardo Bigon, pure se non, non li ha comprati molti di più. Bigon ha comprato 58 giocatori principali, hanno maturato 4.256 presenze e 599 gol, tra cui Driss, non lo possiamo più chiamare Ciro, poi vedremo, ti manderò un'altra foto. Sì. Driss Mertes. Togli questa cosa possiamo dedurre? Che Napoli spende, e neanche poco, e ha speso sempre di più, cioè dall'inizio con Marino ha incominciato a spendere anche 25 e passa milioni, 24 più bonus di Robotta, ma spende male a volte. Spende male, che a volte non spende nelle stagioni dove serve anche un solo giocatore in più, o spende con dei dubbi ripetuti, e lì torniamo a Marino e poi vediamo Mazzarri, Bigon e poi vediamo Giuntoli, Sarri, perché è lo stesso Giuntoli buono per Gattuso e lo stesso Bigon buono per Benitez, che a volte non funziona perfettamente, chiamiamo il triangolo, la triade, direttore sportivo, allenatore, presidente, oppure direttore sportivo, Chiavelli, presidente, non lo so. Però quello che possiamo dire con dati alla mano, che è un falso mito che il Napoli non spenda, che a volte ha sbagliato le stagioni per spendere. Cioè, la stagione di Grassi e Reggini è, insomma, manca abbastanza banale, non c'è bisogno di Guido Gentile che ve lo dica, però lì bastava anche un giocatore da 8 milioni che gioca, poi può far ricambiare un po' di fiato come la terza di Sarri a Caillon, però c'avevi anche un allenatore che faceva giocare sempre le stesse persone e determinati giocatori non ti vengono, dico io non vado a Napoli, mi devo mettere in boss, non farò la panchina manco in Coppa Italia, perché poi faceva giocare Pepe Reina in Coppa Italia, manco quella giocava Sepe, ricordiamocelo, Isai, cioè. Quindi questo è detto. Infatti l'anno di Eddie Reia, mi ricordo che il Napoli schierò tutti e 3 giocatori, Santa Croce, Magnini, cioè, e perse 1-3 con l'Empoli in casa, e De Laurentiis si appiccicò di brutto con Eddie Reia che diede le dimissioni. Poi hanno fatto pace, Eddie Reia l'ha raccontato
questo, quindi non è gossip, non è che di colpo alla mia varietà età e oggi, 1 febbraio, Guido incomincia a diventare gossiparo dopo che una persona mi ha scritto statura morale in un commento e mi sono commosso. Però è il chiaro esempio che tu hai preso dei giocatori di talento. Santa Croce era un giocatore di estremo talento, poi un infortunio gli ha fatto perdere determinate caratteristiche di anticipo, di velocità e anche una testa, poi lui l'ha ammesso, forse sono stato immaturo, però era un buon acquisto. E così si è ripetuto, no? Come il Datolo, come altri giocatori. Poi abbiamo, quindi è sbagliato dire Bigon non è buono, Giuntoli non è buono, Marino non è buono, perché poi Marino è lo stesso che ti ha preso Amsic, Davezzi, Gargano, Bigon e l'ho preso, vabbè, ma però è quello che ha preso Mertens prima di Benitez. Pensate un po', poi tutti si appropriano in base all'amicizia con loro i procuri, no, in realtà lì è più il presidente, eccetera. Però comunque è sempre lui il direttore sportivo, quindi non capisco perché un anno è un imbecille totale, non lo dico io, a volte colleghi, e l'anno dopo è bravo però non si dica nulla. Quello che invece è evidente, e abbiamo preso 13 stagioni anche quando il Napoli non ha fatto mercato, Valerio, che a volte il rapporto, chiamiamo il triumvirato, vuoi metterci il termine che vuoi, tra le tre componenti, la società in quanto leadership manageriale e budget, la direzione sportiva e la direzione tecnica, a volte sembrano non parlarsi perfettamente in sincronia. Questa è, secondo me, la mia analisi. Quindi io mi permetto di non strappare nessun tesserino, ma dire che a volte il quando ci ha penalizzato, perché bastava switchare, non è facile, no? Scusate il termine, qua in onore a Valerio, che vive a New York, switch, no? Una stagione per un'altra e quella stagione avessi avuto con quel giocatore in più, basta uno solo in più, un plus valore tecnico che poi è quello che serve in campo. Se vuoi vedere, facciamo fare dei commenti, ho parlato solo io fino adesso, ma ho avuto, credo, per una volta un ritmo indiavolato. Assolutamente sì. Ricorda l'esordio di Mannini nell'1-3 con l'Empoli, che il nostro gol fu segnato proprio da Mannini, Mario. Qua ma infatti io non li sto bocciando, infatti non ha detto, vedi, sembrò quasi che direi andò allo sconto, me li hai presi tu, te li metto come vuoi tu, ti faccio vedere che non vanno bene, perdemmo e ci fu un litigio. E direi è un signore, uno che girava di nascosto per Napoli per ammirare quanto è bella Napoli, noi gli vogliamo un bene incredibile, ad averci gli allenatori così, bravi, preparati, padri perfetti, sia chiaro, però è che a volte, come Pierpaolo Manino, che ha preso Amsic solo per quello è un genio, no? Per dire, andò a prendere Ciccio Romano l'anno dello scudetto, cioè parliamo qua c'è troppa schizofrenia, parlo dal punto della stampa, che poi alimenta tifosi superficiali e guerrafondai, quello è il termine che mi sento di dire, cioè perché i termini che usano certi tifosi nei confronti di professionisti che sono arrivati comunque al vertice sono termini da guerrafondaio, Valerio. Ma chi cacchio siamo noi per dire questo non è buono, non là. Casomai non ha reso come uno si aspettava, vedi il Verdi della situazione a Napoli, ma pur sempre un giocatore di Serie A. Allora noi possiamo dire con grande serenità, ma lo sa pure lui, figurati. Detto. No? Allora, ma io non mi permetterei mai di dire Verdi è un bidone. Però possiamo dire con onestà che purtroppo Verdi, purtroppo per noi, anche per lui, perché figurati se non ne avrebbe goduto di una carriera scintillante, non ha reso. Ma recuperiamo, oltre l'educazione, il buon senso nel calcio. Altrimenti facciamo l'esempio, perciò te l'ho fatto inizio, diciamo, live. Nessuno di voi verrebbe a una mia rassegna 31 giorni su 31 a vedersi nulla. Ma perché dobbiamo prenderci nel calcio giorni e giorni di chiacchiere inutili? Non lo so. Io questo non lo so. Io però ho smesso da anni di sentirmi chiacchiere. Altre considerazioni, perché poi c'è una sorpresa. Ok, quindi il nostro Marietto giustamente dice, visto che si è questa frase odiosa che si dice bravissimo Mario, bravissimo, esattamente. Invece di Pappo Caffesordo dovremmo dire signor Presidente spenda meglio. Vedi le persone intelligenti, è esattamente così. Presidente, ha speso spendi meglio, in maniera più incisiva, e non è spendi 80 milioni che devi prendere il Vlahovic della situazione, bastano, poi avete gli screenshot, giocatori a volte di 7-8 milioni che hanno, Gulam, avete visto quanto l'abbiamo pagato? Purtroppo quegli infortuni, quindi è subito quando incominciò a giocare, che cosa dicemmo tutti quanti? Non ci conoscevamo, finalmente abbiamo un terzino sinistro,
e non andammo a prendere un giocatore da 35 più bonus, che ve lo dico a fare. Quindi esattamente, bravo Mario, presidente. Il nuovo motto è: presidente spenda meglio. Mario ci insegna. E il progetto, Guido, se non c'è un'idea chiara come era in principio su base quinquennale o altro, non si costruisce niente, al massimo si lavicchia. Ma questo forse non c'era signor Valentino, io vi lessi quell'articolo, e quello che io proprio chiesi al presidente, i primi anni è stato molto chiaro e trasparente, li ha anche raggiunti. Perché non si parla più dell'altro quinquennio? Sono pienamente d'accordo, l'ho scritto nero su bianco, quindi come potrei, che faccio pace col cervello con me stesso? No, perché sono abbastanza equilibrato nella mia vita. Allora, ringrazio l'amico Vittorio Penza. Dal 13 maggio iniziano i mondiali di tuffi in Giappone, quindi la Juve sarà dimezzata nelle ultime 2 di campionato. Fatta una risata, la battuta la accettiamo, e anche gli amici, sì, e anche gli amici la accettano. Quando è così non si sta offendendo nessuno. Antonio ti dice: quindi Guido, perdonami se abbiamo sbagliato la tempistica in alcuni anni e abbiamo speso male più che poco, dovremmo rivedere l'impianto di scouting? No, io ho l'impressione, ripeto, proprio che a volte degli allenatori sono stati molto duri e permalosi, in particolare la scuola toscana, da Lippi in poi, che è stato un vincente, eccetera, hanno questa caratteristica da sempre. Però ho detto, non sto lì in mezzo, possiamo avanzare, diciamo, delle ipotesi oltre che i numeri alla mano, ed è molto comodo prendere degli archi temporali ampissimi, Valerio, perché non ti puoi far suggestionare dall'emozione del momento, no? Se noi prendessimo solo Mertens o solo Datolo, no? Uno dei due, è chiaro che diremmo siamo pessimi o siamo dei geni, ma c'è stato Mertens e c'è stato Datolo. La cosa importante è andare a fare la conta delle pari. E in inverno, se non paragoniamo, poi un giorno lo facciamo, ma io non la voglio tenere lunga questa, in inverno noi siamo andati meno bene per l'estate, no? Cioè, quello che voglio far vedere con questi grafici è che pochi giocatori comprati in inverno non sono diventati titolari, alla fine solo quelli di Benitez, ma non sono diventati manco panchinari, quindi significa ogni anno rifare la panchina. Ed è la stessa area tecnica che l'estate casomai fa bene, e quindi vedete non è un fatto di scout, è che De Laurentiis anzitutto lui non ama questo mercato invernale, quindi già nella società è ovvio che poi ci sto, se no non potesse stare sui siti a leggere tutti quelli che vi fanno 750 nomi sbagliati il giorno dopo, 800 sbagliati il giorno dopo sbagliati, ed è passato un mese, però non verreste più di 2 volte a vedere un mio film che non esiste. No, permettimi però. E quindi, per esempio, la discrepanza è molto netta nel Napoli tra inverno ed estate, perché tu puoi anche non prendere il Mertens, però Gabbiadini deve rimanere, e invece Gabbiadini andava bene, viene un altro allenatore e lo mette, cioè funziona secondo me male ecco il termine non mi veniva, scusatemi prima, la sinergia, ecco è il termine proprio quello, tra le 3 componenti, manageriale, tecnica e sportiva. Perfetto. Al presidente suggerirei, oltre che di spendere meglio, anche di cedere i giocatori al momento giusto. Questo è un tema che ritorna spesso. Ci siamo chiesti, no? Di fronte a un'offerta irrinunciabile, è meglio lasciar partire un Koulibaly se ti arriva quell'offerta incredibile e rifai la squadra, o trattenerli il più possibile? Se noi vediamo dove sono iniziati i mali del Napoli, il triennio di Sarri è stato un disastro, perché noi non abbiamo aggiunto solo Allan di fatto, e abbiamo campato di rendita con gli 11 giocatori più 9 più Allan, cioè, e Isaic. Ed è vero, ed è strano che un uomo di cinema come il presidente non abbia visto Moneyball, l'arte di vincere. In realtà, anche non vedendo l'arte di vincere, pensiamo quando la Juve vendette Zidane, sembrava che volesse, però poi si andò a prendere Nedved, Buffon, quindi non è questione di vendere, è questione di avere effettivamente, come ha detto prima l'amico Bellino, le idee chiare e avere quella famosa, ora dico il termine, progettualità che viene spesso sbandierata per il Napoli,
e a volte invece, soprattutto nel corso degli anni, è venuta meno. Quello che possiamo analizzare dai dati e anche dalla campagna estiva, Valerio, è che lì si vede che viene meno la società perché quelle figure tecniche manageriali in più servono, e che quando si è alzata la quota, proprio l'alta quota, cioè tu stai nelle zone altissime delle classifiche, non quinto, sesto, Europa League, quarto, se è andata bene, là, secondo, è incominciato a andare male piano piano sempre di più il Napoli, perché poi alla fine questa impresa monofamiliare eccetera può andare bene fino a un certo punto, ma nel calcio finanziario no. Questa cosa è abbastanza evidente se noi analizziamo tutto, quindi non è, io voglio andare di più rispetto a quanto ha detto il signor Antonio, è abbastanza è sembrata più ingessata anche nelle decisioni, quando insomma non è solo Napoli-Verona, vedete le cretinate che tu non riesci a vincere questa partita, è tutta la progettualità di una squadra da secondo posto che pure non vince così, che ha mostrato un po' di limiti, e quindi va bene fino a un certo punto. Infatti ti voglio mandare questo, se vuoi, questo schemino. Sì. Vai, che sintetizza un sacco di cretinate che vengono dette sul Napoli. Io sono nel frattempo d'accordo con Aniello che io me lo tengo sempre il dubbio, perché purtroppo io non vedo contratti, non vedo incontri tra emissari, eccetera, eccetera, quindi il dubbio io lo consiglio sempre di mantenerlo e di non essere sicuri quando quelli alzano il telefono dopo 5 anni e dicono l'offerta c'era stata. Voglio sentirlo dagli diretti interessati. Allora, prendiamo quest'altro. Che mettiamo subito in evidenza. Questa è una chicca che manco Valerio sapeva. No, infatti questa no. Immaginarsi. Questa è la gestione De Laurentiis. Oh, caspita. Dalla Serie C alla Serie A, i compensi annuali del Consiglio di amministrazione, il fatturato del Napoli, il risultato netto di gestione. Dai, ma aiuto. Ok. Come vi dissi, i primi anni De Laurentiis, la gran signore, lui e tutto il consiglio che è formato da Valentina, Edoardo, Luigi è subentrato qualche anno dopo, la signora Jacqueline, che è una donna di grandissima intelligenza, classe, educazione, non presero compensi praticamente fino, possiamo dire, al 2011, perché un anno fu, proprio dico. E vediamo come il fatturato del Napoli poi quando è andato in Serie A, soprattutto quando ha incominciato a partecipare alle coppe, si è attestato più o meno sui 150, poi con la Champions League un po' di più. I grandi bilanci grossi sono i 2 anni di grosse plusvalenze che abbiamo avuto, ovvero Higuain e Jorginho, no? E anche il risultato netto di gestione è un falso mito che sono 15 anni di gestione, 15 anni, non è vero, come vediamo che purtroppo di nuovo quando il Napoli è andato in alto ha incominciato un po' a battere in testa, poca roba, 3 milioni, 6 milioni di disavanzo gli ultimi 2 anni pesanti, quindi il Napoli tra Covid è andato sotto. Il Napoli ha un avanzo comunque già nel risultato netto, sommando tutti gli altri anni, comunque notevole, e questo è quanto è stato il fatturato, che però non è mai cresciuto quello strutturale, e quindi è molto, molto legato a, e questo è l'elemento, ragazzi, che ti fa dire con assoluta certezza quando io dico non si vince, è molto legato alla componente sportiva, perché adesso io ti faccio vedere, Valerio, un altro fatturato, poi tu mi dirai che è un po' più complesso di questa società. Avete fatto gli screenshot? Perché lo tolgo sì, ed è senza le plusvalenze e senza certi titoli, perché con le plusvalenze è molto più alto, ok? Il famoso quindi perché è una poi specificazione, se no qualcuno sì, quella questo qui poi ve lo farò vedere, non ho avuto il tempo di farlo. Scusa, può Valerio, essere chiamata il famoso tesoretto di cui si parla ogni tanto. Quello è diciamo, quello del tesoretto è degli accantonamenti in riserva indivisibile che il Napoli ha ed è cresciuto noi stiamo parlando di risultato netto di gestione, è un'altra cosa, perché poi quando leggo dei commenti da te mi cadono le braccia, perché io posso accettare quando ci sono commenti intelligenti
di chi effettivamente poi ti sa leggere un bilancio, un patrimonio netto. Questo è il fatturato di una società senza considerare i proventi delle plusvalenze, che sono stati pesantissimi in questa società, proprio parecchi. Quindi quando siamo saliti insieme con questa società, il fatturato del Napoli, questa società era quasi simile. E quell'anno vinse il Milan lo scudetto. L'anno prima il presidente di questa società, con un consiglio di amministrazione che si fece nel cantiere di uno stadio in essere, chiese, con un passivo di oltre 75 milioni, chiese l'assegno là per investire, ripianare i debiti, lo richiese l'anno dopo, ha incominciato a vincere questa società, vedete, e poi vedete paragonanza di quella del Napoli, con un fatturato che chiaramente è cresciuto sempre di più nel corso degli anni. Questo è meritorio. Un anno ha toccato i 600 milioni con le plusvalenze, ma indebitandosi con un risultato netto fortemente negativo, 95, 49, 16. Cioè in Italia, come adesso sta facendo l'Inps, vinci indebitandoti, non con il bilancio che ti vai a vantare, perché se tu paragoni poi il fatturato, le spese, senza considerare il patrimonio immobiliare, eccetera. Quindi fatturato, quando non vediamo le vendite dei giocatori, le spese e il risultato tra attivo e passivo tra la compravendita dei calciatori. E chiaramente se tu sei stato costretto a comprare molto e a spendere moltissimo in monti ingaggi, dove sono cresciuti a dismisura, infatti la famosa bufala, ce lo siamo ripagati con le magliette, vedete il fatturato della Juventus, i 3 anni di Ronaldo, e l'anno dopo, che non era solo Ronaldo la pandemia, quanto il risultato netto è particolarmente negativo. Puoi togliere questa cosa, ed è negativo in assoluto. Infatti il Napoli ha un più. Questa è la cosa che secondo me va sottolineata. Aumenta il fatturato in quei 3 anni di Ronaldo, sicuramente, no, perché non tantissimo rispetto. Sfiorano i 500 lì, rispetto ai 411 sale il primo, però finisci comunque in minus. Non sono anzi, sono comunque indebitati. Sono sempre indebitati. Da sottolineare. Quindi chiaramente sto facendo delle tabelle, e mi scuseranno colleghi molto bravi, esperti di me, abbastanza semplificate, estrapolando, perché sono molto più complesse. Se vi dovessimo andare, potremmo fare una volta con un super appuntamento speciale, ma diventano, poi potete vedere grafici veramente alla guida complessissimi, e quindi qualcuno scriverà non si fa così, no, sappiate, poi un giorno vi diverto a farvi vedere, ma sono cose dove poi la gente torna a casa col mal di testa, dice io non mi sono divertito. Noi comunque dobbiamo farvi divertire qui, cioè non sparare cretinate, però non è manco una lezione universitaria dove ci deve venire il mal di testa, perché sono quasi le 11 di sera, ciascuno di voi ha lavorato, ha studiato, casa, ha accompagnato i figli, palestra, scuola, insomma io poi non sono un tiranno. Poi c'è anche chi li apprezza e chi li vorrebbe. Non sono un fissato, eccetera, perché poi posso divertirmi a collegare l'hard disk e ti mando giusto uno per sfizio e dici oh my god, sì. Quindi adesso lo vediamo con l'Inter, il campionato italiano è improntato in un certo modo, la gestione virtuosa che abbiamo visto soprattutto negli anni medi, dove si erano a medie posizioni di De Laurentiis, è sicuramente nobile, meritoria, ma non sono quelle gestioni che ti portano a vincere. Cioè, noi abbiamo fatto dal 2007 al 2014 effettivamente tanti anni di attivo netto, che è una gran cosa. Che cosa hai vinto? Nulla. Ricordiamoci, Valerio, giusto, puoi togliere dati aggiornati, aspetta che all'ultima partita lo apro, perché quello è vero che è una buona memoria, però su quanti punti ha fatto l'Inter negli ultimi 8 anni è il famoso quando, che se noi confrontiamo i punti dal 2009 ad oggi, il Napoli ha fatto 935 punti, la Juve 1043,
Pensate che il Milan ne ha fatti 856, 80 punti in meno, 79 punti in meno, sono tanti. L'Inter ne ha fatti 881, non vi dico le altre squadre che sono là, però l'Inter ha vinto 2 scudetti, ne sta per vincere 3 con molti punti in meno del Napoli. Il Milan ne ha vinto 1. Tutti aspettarsi, il Napoli ha fatto in queste stagioni, dal 2009-2010 a oggi, dati aggiornati all'ultima di campionato, 910 gol. La seconda squadra è la Juventus, 898. Per dirvi, il Milan 780 e ha vinto uno scudetto, l'Inter 846, quasi 60 gol in meno e ha vinto quasi 3 scudetti. Il Napoli ha subito, è la seconda difesa nonostante gli anni di Benitez, di Mazzarri, cioè in questi anni, ha subito 500 gol e la Juve 397 ed è la seconda difesa di queste stagioni complessive. Pensate che l'Atalanta ne ha subiti 554, ma nel 2010-2011 era in B, quindi pur con una stagione in meno il confronto non è omogeneo. E dice, come è possibile se tu ancora adesso, nonostante la stagione di Gattuso, Mazzarri, tu in 13 stagioni sei la seconda forza del campionato e non hai vinto un solo scudetto? Uno, non è che dovevi vincere 10, 15, 3, 4, 1, e l'Inter sta facendo 3, il Milan 1 e la Juve 9. È evidente che le 7 sorelle sono una bufala. O no? O ce lo vogliamo raccontare? Da Valerio no, io questo non ve lo consento. Non perché sono tirano, perché il Napoli aspetta il quando. Ma il quando è che ti fa capire che quando una società è vincente, che sente l'odore del sangue del Napoli la mattina, come Robert Duvall in Apocalypse Now, scusate la citazione, è quando che dici quest'anno ce la possiamo fare, non grassi e Reggini, 8 milioni, un buon centrocampista e ammazzi il campionato. È il quando, ragazzi. Io ho detto una cosa, Guido, oggi. Io sono in disaccordo con il concetto che qualcuno ha portato avanti, questa è la migliore rosa, quest'anno è l'anno giusto, proviamoci, eccetera, eccetera, perché abbiamo davanti, secondo me, un Inter comunque irraggiungibile. Però non c'è nemmeno il tentativo di farlo. Perché? L'anno scorso il Milan fa molto mercato a gennaio, poi le cose non vanno bene comunque, quindi non è detto che facendolo vinci per forza. Le cose non vanno bene comunque, però mi hai dimostrato di provarcela e di crederci. Questo è l'anno in cui teniamo Ibrahimovic ancora. Per quanti anni Ibrahimovic ci può dare quel di più? Però è andato in Champions, Valerio. E chi lo sa che senza quei giocatori crollava e non andava manco in Champions. Bravissimo, il collo poteva essere verticale. Io ho detto questa cosa oggi in live, mi è venuta così, rispettando il lavoro che sta facendo Petagna, che ci ha portato 6 punti. Ma avere una punta, fare uno scambio, metterci 2 lire, avere una punta in più perché Osimhen ti deve andare bene e devi sperare che Mertens sia sempre bene, poteva portarti forse qualche punto in più che non ti garantisce niente, ma che almeno mi fai vedere che la Champions la vuoi veramente prendere senza il patema d'animo. Sono pienamente d'accordo con te, è un ragionamento anche qui di nessun tesserino stracciato, ma di buon senso, c'è una riflessione che si tiene aperto effettivamente, non una speranza, un'analisi, un percorso che è del tutto logico con quello che avviene nel campionato italiano. Io lo trovo, quindi non è nessun azzardo. Diciamo. Se io ho bisogno di quel tasso tecnico di qualità in più, perché ormai, perché ragazzi, la differenza per colmare questa lacuna, no, tra la terza e la seconda e prima posizione, chiaramente non sei più nell'ultima posizione, ma non è 2 punti, 5 punti, sono quei punti, cioè quando il Napoli comunque ha fatto 84 punti con Sarri, significa vincere una partita in più, una partita in più con uno sconto diretto, cioè tu vinci col Milan e non perdi col Milan, e invece quelli sono 6 punti, sono 90 punti. Però tu, per dirti, no? Ma quella oppure 2 pareggi stupidi in meno con Sassuolo, cosa. Ma quella lo vedemmo l'altra volta, mi fece vedere tutte le cose, 17 vittorie, quella cosa lì, però per colmare non è facilissimo. E ovviamente non lo colmi con Petagna, cioè Petagna, anzi, per chi è veramente sportivo,
noi siamo contentissimi della stagione di Petagna, ha dato sempre il cuore, si è sempre impegnato con una concentrazione, con una volontà, ha fatto anche 2 gol partita pesanti, no? Come hai detto tu giustamente, però è Petagna, cioè non è un ex campione che ormai sono gli ultimi 2 anni, no? della carriera, quindi tu sai che Petagna poi è capitato 2 volte su 2 a Milano, poi quella palla se la metti sul palo e tu non pareggi con l'Inter meritatamente 1-1, e quest'anno prima Petagna, poi ci siamo stati anche Mario Rui, però per dire un giocatore freddo vince, quella palla te la metti dentro, come Milik, no? Cioè Milik è un buon giocatore, però il calcio non si fa con i sé come fanno però se Milik avesse segnato con Liverpool non l'ha segnato, il fatto che non l'ha segnato tu lo devi accettare, non è che non lo puoi accettare, lo devi accettare, devi capire perché poi queste cose si verificano, perché non sono, se no siamo tutti Al Pacino. Tutti gli attori sono Al Pacino e sono tutti bravissimi, tutti i registi anzi tutti gli attori sono De Niro, visto che De Niro ha scritto una lettera commovente sul film in inglese, ha comprato una pagina di Deadline insieme a Variety, una delle Bibbie di Hollywood, perché ha visto il film di Sorrentino. Poi vediamo, Valerio io gli ho girata, quindi ve la posterà, perché un po' di orgoglio. È come si dice, un endorsement importante, perché il mio favorito, chiuso questa parentesi, è In My Car, però significa che De Niro sta spostando dei voti. Ovviamente è un cinema più anzianotto e meno importante rispetto agli altri anni. Per me in questo momento c'è un interesse del cinema americano a colonizzare quei mercati più interessanti, come è successo per Parasite. È il secondo mercato internazionale dopo la Cina, ha superato la Gran Bretagna e il Giappone, la Corea, e l'Italia invece è il mercato morto del cinema, quindi veramente siccome bisogna valutare queste cose, una eventuale vittoria dell'Oscar, e non sono ancora uscite le candidature di Sorrentino, è qualcosa di eccezionale, perché poi alla fine è geopolitica anche i premi dell'Oscar. Però resta la soddisfazione personale di noi napoletani, che è una leggenda assoluta, e io sono contrario ai luoghi comuni, alle frasi fatte come De Niro, e chi può dire che De Niro non sia una leggenda? Manco Trump in questo caso. Rimanga stupito, commosso e scriva una lunga lettera di apprezzamento, perché tra l'altro in inglese lui, e chiudo questa parentesi, è molto bello quando gli americani usano le parole italiane, è una forma di, oltre che di rispetto, ma di qualità, e lui alla fine, ovviamente nella traduzione che uscita dai giornali la perdete, invece la lettera è in inglese e alla fine lui dice grazie Paolo, e grazie in italiano, ed è insomma vale più di uno scudetto a un uomo ormai di mezza età come me. Auguro molti scudetti, però tenere un po' più importante dello scudetto, che del 9º, 10º, 11º dal mio punto di vista, perché sta nei libri di storia e rimarrà nei libri di storia, e non per scambio. Senza dubbio. Navaco, anche Glick, infatti. Anche certo. Me, ma però lui segna quel gol che ti tiene poi aggrappato, non ce lo dimentichiamo, perché altrimenti se non fa il primo, incredibile, poi era difficile anche competere. Ragazzi, purtroppo devo raccogliere le ultime domande, perché devo andare a lavorare, e ringrazio tantissimo Guido, quindi fate domande a raffica che cercherò di prendere. Sia su quello che abbiamo appena visto come grafici, sia su altre cose. Per esempio Massimo ti aveva chiesto domanda e curiosità a bruciapelo per l'ottimo Guido: ma questa nuova Salernitana che deve ancora affrontare Milan, Inter, Juve e Atalanta potrebbe chissà aiutarci in chiave Champions? Vediamo come si armonizzano questi giocatori. Io intanto, ragazzi, vi dico una cosa, perché la cosa più importante è siamo noi che non dobbiamo battere in testa. Non perché non aspetto l'aiuto, si danno troppo per scontate le vittorie con, diciamo, le altre, no? I famosi 13. Andiamo a riprenderci le vittorie con le altre, perché sono importanti, anche perché il campionato non è vero che è lungo, più vai avanti più tu scoraggi le avversarie. Noi decidiamo tutto nel Cagliari, Lazio e Milan abbiamo fatto 9 punti,
quindi anche 7 punti, amiche e amici bellini, significherebbe altri 2 punti in meno, non ce li possiamo permettere. Quindi facciamoci i nostri punti. Quello che fa la Salernitana ormai noi l'abbiamo affrontata, in bocca al lupo. Certo Sabatini è uno tosto, però è un'operazione veramente disperata, cioè devono fare un rendimento da scudetto. È chiaro che, e finisco, vale anche per queste squadre la regola del Napoli, no? Loro hanno vinto con la Salernitana anche solo un pareggio e -2 rispetto al girone di andata, e non se lo possono permettere, come non se lo può permettere il Napoli, non se lo può permettere il Milan, la Juve, l'Inter, soprattutto la Juve che insegue, esatto, perché poi inseguire ti fa perdere energia. Scusa, sono stato lungo. Sappiamo, perché l'abbiamo visto noi anche l'anno scorso cosa significa inseguire. Losco ti manda i saluti da Leo, gli sei rimasto, il piccolo Leonardo, gli sei rimasto nel cuore per la tua gentilezza. Ma io sono affascinato da loro, quindi ringrazio. Sarà bello fare una puntata di bambine e bambini. Sì, io li inserirò proprio nei miei video, uno alla volta sicuramente. Perché un sacco di spunti interessanti, quindi i saluti sono tutti miei. Amelie ti dice: questa è una cosa che io ti ho mandato nel nostro privato, la notizia di Calvarese alla Roma, che viene, lo spieghiamo perché magari non avesse sentito la notizia, viene assunto dalla Roma, e poi dobbiamo capire, perché poi anche Cavillucci si chiedeva qual è la funzione in effetti, cioè è un consulente di sistemi di cose arbitrali, viene mandato poi a parlare degli episodi dubbi. Che cosa ne pensi? Guido ci disse tempo addietro che potrebbe essere una figura da inserire nelle società. Beh, ogni figura tecnica che abbia una sua professionalità consolidata può portare un plus valore. Io sono breve così do spazio a tutti. Sono 2 le questioni. La questione società della Roma, e mi sembra una società che si sta improntando verso un'idea moderna, vediamo poi se abbandona il progetto a metà o meno. Quindi la seguo con interesse e può diventare sportivamente pericolosa, stiamo parlando sempre di sport. La questione, attenzione, arbitrale, non confondiamola, perché poi se non scriviamo queste regole chiare e trasparenti, se non improntiamo un sistema in maniera diversa, non è che un professionista in più o in meno in tutte le squadre migliora la situazione, perché poi arbitri scadenti o permalosi rimangono, quindi dividerei le questioni. Bene la Roma che ha anticipato gli altri, questo lo diciamo con molta, di nuovo, serenità, perché non siamo né invidiosi né bacchettoni. Senza dubbio. No, ma può aiutare, e chiaramente poi ti devono seguire, voglio essere più tecnico, può aiutare i giocatori a capire delle cose, gli giocatori a capire delle cose, perché Valerio devi sapere una cosa importante: a volte, anche se non sembra, determinate persone sono ignoranti e tu dici: ma come, loro sono professionisti e non sanno questa cosa? No. E quindi sai, te la spiega proprio come, ma lì non è Calvarese che aiuta, come sarebbe utile invece che gli incontri con gli arbitri eccetera venissero fatti con i giocatori, perché poi i giocatori ti spiegano quando non c'è malizia, quando non sei il tuffatore di turno eccetera, quindi non voglio nominare nessuno, e a volte ti dico: guarda che io gioco a pallone, quella è la dinamica, quella è l'energia cinetica, tu mi chiedi l'impossibile, ma la regola sta fatta così, e allora vedete, siamo in 2 e chiediamo di riscrivere la regola perché la regola è stupida, è illogica. Questo per esempio è il passaggio che secondo me si dovrebbe fare, però bene la Roma. Ad Angela dico sì, con i riscaldamenti accesi, che tra l'altro non controllo nemmeno, lo controlla il palazzo anche in maniera abbastanza random, alle volte fa freddissimo e ho freddo, e alle volte fa caldissimo e mi devo spogliare completamente. Marietto ci ricorda che le 7 sorelle erano una bufala anche 20 anni fa, al massimo ci fu il 2002 in cui solo giocarono in 3, alla fine sì, è così. ma assolutamente sono pienamente d'accordo, nel senso, ma è ancora più grave, nel senso che è una favola che non esiste, che viene tramandata da troppi anni.
Breve commento sulla finale maschile degli Australian Open, Nadal-Medvedev. Mi è dispiaciuto che non c'era per infortunio Federer, perché i due grandi rivali. È stato un bel Australian Open. Alla fine, a parte le polemiche che sappiamo che non ripetiamo, è sembrata di qualità. Io sono affezionato al tennis che seguivo quando ero ragazzo, però diciamo buono. Poi alla fine sono arrivate, come spesso capita, le teste di serie più alte o più basse, nel senso il numero 2 perché il numero 1 mancava, il numero 4. Bene, anche gli italiani, no? Perché stanno crescendo. È stata una bella finale, non una finale epica, questo dobbiamo dirlo. Sono state delle finali del tennis letteralmente epiche e significative, ma un buon tennis con un giocatore un po' più sereno e uno un po' più incazzoso, ma anche questo noi abbiamo avuto McEnroe, Connors, abbiamo avuto tanti non solo i campioni freddissimi come Edberg e Lender per dire, o Mats Wilander ai miei tempi. Amici bellini, mi è suonata la sveglia e quindi io devo per forza leggere l'ultima domanda e salutarvi tutti. Carmine ti chiede che ne pensi della primavera del Napoli, potrebbe essere un'alternativa. Un'alternativa a cosa? Un giocatore chiediamo magari di integrare la domanda. Spalletti rispetto a qualche altro allenatore del Napoli che non nominiamo, se no sembra che ce l'ho con lui, se le va a vedere non tutte le partite, però alcune delle partite dei ragazzi, li ha anche invitati, li ha motivati, li ha ringraziati. Figuriamoci per un allenatore. Ricordate che gli allenatori, i giocatori bravi hanno tutto l'interesse, non fosse peraltro per salvare la loro panchina, a schierarli, però è un motivo anche di orgoglio fare esordire qualcuno. Però i giocatori di primavera vanno inseriti, ci sono anche grandi crack, perché poi quando è arrivato Amsi, che era un ventenne, ragazzi, cioè non è che aveva 24 anni. Se sono pronti, diciamoci la verità. Carmine, a lungo termine no, perché aspettiamo per esempio quest'anno, te lo dico, se il Napoli non va anche quest'anno al Viareggio, cioè il Napoli sono anni che non manda la squadra, tanto che è modesto, al torneo più importante, oltre quello diciamo annuale, Viareggio. Noi ormai l'ultima vittoria del Viareggio al Napoli risale a tanti anni fa, però era una vetrina anche perché nel Viareggio ti scontri anche con squadre internazionali, invece nel tuo campionato primavera solo con quello italiano, no? Ovviamente Nicola ci ricorda, e comunque Zanoli tanto spazio non l'ha avuto, quindi ragazzi stiamo sempre lì, tu un po' c'hai la paura di bruciarli, un po' non so, magari lui li vede e dice non sono pronti, non li posso mandare allo sbaraglio. Ricordiamo che i nostri, cioè quelli della prima squadra, con tutta l'esperienza e le partite le steccano. Abbiamo ricordato che sono esseri umani più giovani con meno esperienza, alle volte veramente rischi di fargli fare brutta figura. Allora io intanto lasciamo andare Valerio perché sì, ma ci sono dei ragazzi promettenti, ma Spalletti è un allenatore che ha fatto giocare bene le sue squadre, bene i giovani, è un uomo anche un po' più sereno rispetto a quanto era anni fa. È vero. Abbiamo fiducia e pazienza, però diciamo mi mettete in difficoltà perché dobbiamo far andare Valerio. Te la stavo mandando, ma poi la metterai dopo. Cioè la foto, io non mi aspetto nulla perché sono questioni talmente personali che come chi siamo noi per desiderare influire o dire qualcosa sulla vita degli altri. Questa festa che si fa di tradizione dell'epoca del nuovo figlio che sta arrivando e con dietro la scritta Ciro, io non lo so se veramente lo chiameranno così. Vabbè, io per questioni personali non posso che adorare quel nome, fatti miei. Beh sì, nonni, vediamo, però se dovesse essere, questo ragazzo ci commuove veramente fino alle lacrime. Cioè io, il signor dottor Mertens, io prometto quest'anno di non piangere per piangere l'anno prossimo, forse mi metterò gli occhialoni da sole all'ultima partita, metterò il cappello mi nascosto a San Paolo, però è forte il legame, non tutti i giocatori
sono solo dei professionisti e basta, dei seri professionisti, c'è chi è bravo, chi è di passaggio, qualcuno rappresenta veramente il cuore di questa città così enigmatica e contraddittoria, e non possiamo che volerli bene. Io spero tanto, ma per una mia soddisfazione, che vorrò leggere i 150 gol, ma se ne fa 151 sarà difficile, perché vedremo giocare molto di meno. Buone prove, Valerio. Un ringraziamento a tutte le amiche Bellini, agli amici Bellini, ai passanti, perché poi passano di ritardo. Scusatemi se sono stato molto rapido e chi scriverà qua semplificazione, ricordate che abbiamo volutamente semplificato alcuni passaggi che però hanno basi vere, numeriche, vere. È solo una semplificazione, che non significa banalizzazione, per non farvi manco venire mal di testa. Però il dato è vero. Un abbraccio a tutti quanti. Un abbraccio a te, Guido, grazie mille. Ragazzi, conservatevi queste ultime domande per la prossima live, che non tarderà a venire. Ovviamente questa è una domanda molto interessante, che richiede però, Alessandro, un approfondimento, dobbiamo parlarne bene. Continuate anche a parlare di tennis, la prima allo stadio, ce le dirà tutte queste cose. La formazione troppo presto, Angioletto, vediamo se che stanno tutti bene, da recuperare. Torre Falanga ancora 292, è stata una live parca di like, perché è stata probabilmente una live molto tecnica, ma anche perché di martedì pazzesco non l'ho mai fatto, quindi molti lo scopriranno domani e i like arriveranno domani. Vi abbraccio fortissimo, vado a fare il che fare. Dov'è la sigla pronta? Perché ragazzi, fate lo screenshot. Questo non fate lo screenshot. Quest'altro voi l'avete segnato. È estate, inverno e quest'altre cose. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla, fluido.net, e magliette, le cose, insomma, valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa, alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati Bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema.